Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 12 giugno, come al solito prima dei quotidiani. Oggi apriremo con un'intervista di Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale, a Matteo Salvini sul tema della riforma per la magistratura. Lo vediamo tra pochissimo. Intanto l'agenzia ANSA apre con il via libera al decreto sicurezza. Salvini dice un passo avanti dal Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto sicurezza bis. Lotta all'immigrazione clandestina tra le priorità. Di Maio dice ok, ma fare di più sui rimpatri. La conferenza stampa la potete rivedere anche all'ANSA, sul sito dell'ANSA.it. L'Italia all'ONU, critiche al decreto sicurezza inadeguate, condotta delle ONG favorisce i trafficanti. Questo è l'argomento di apertura. Poi dai tecnici dell'Unione Europea ok alla procedura contro l'Italia. E il commissario dell'Unione Europea Juncker dice l'Italia sbaglia strada. Conte a Juncker, noi sbagliamo e lui sbagliò sulla Grecia. Il ministro dell'economia Tria, è nel nostro interesse trovare un accordo con Bruxelles. E ancora Di Maio, non credo che la Commissione andrà fino in fondo. Oggi c'è anche il forum sull'ANSA con il premier Giuseppe Conte che risponderà alle domande del direttore e dei giornalisti dell'agenzia di stampa dell'ANSA. Il forum con il presidente del Consiglio Conte, ospite in studio il 12 giugno, oggi appunto alle ore 16, in diretta Facebook e sul sito dell'ANSA.it. Il premier risponderà alle domande dei giornalisti dell'agenzia ANSA, appunto. In primo piano ancora la scuola, il ministro Bussetti, concorsi per quasi 70.000 posti, accordo con i sindacati su reclutamento e precariato. 2 concorsi per la scuola secondaria verranno banditi per quasi 50.000 posti fra straordinario e ordinario, e altri 17.000 sono quelli del concorso ordinario per infanzia e primaria. Nei prossimi mesi bandiremo dunque quasi 70.000 posti nella scuola, dice il ministro dell'istruzione Marco Bussetti dopo l'incontro con i sindacati della scuola. Previste misure straordinarie per il reclutamento dei precari storici. È raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola, giusto appunto. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, la pace fiscale, record 19 milioni di cartelle, anzi 12,9 milioni di cartelle per 38 miliardi di euro. Sono state oltre 1.700.000 le domande presentate entro il 30 aprile. Rottamazione ter e saldo e stralcio hanno fatto registrare numeri record rispetto ai precedenti, con 12,9 milioni di cartelle rottamate, pari a 38,2 miliardi di euro. Lo ha sottolineato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore. I 38 miliardi sono il valore di carico complessivo, è pari a 21,1 miliardi la base effettivamente riscuotibile dalla rottamazione ter. Quanto al saldo e stralcio, l'importo da cui partire è pari a 6 miliardi e mezzo. A distanza di poco più di 5 mesi dall'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, poi sono state inviate fatture da circa 3,3 milioni di cedenti per un importo complessivo pari a 1.537 miliardi di euro, di cui 161 miliardi di imposta, dice ancora. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore. Intanto via libera delle commissioni bilancio e finanze della Camera l'emendamento Lega che riapre i termini della rottamazione delle cartelle. La riapertura rispetto alla scadenza del 30 aprile prevede che il debitore entro il 31 luglio prossimo dichiari la propria volontà, con le modalità già previste per la rottamazione ter, di voler aderire optando per il pagamento in unica soluzione al 30 novembre prossimo, ovvero in massimo 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre. Riaperti anche i termini per il saldo e stralcio. Niente da fare invece per le novità sull'RC auto che la maggioranza puntava a inserire nel decreto crescita. L'emendamento consentiva ai conducenti virtuosi e ai loro familiari di assicurare più veicoli con la classe di merito più favorevole. È stato giudicato inammissibile, così l'agenzia ANSA in prima pagina. Lasciamo adesso l'agenzia ANSA con Adam Errami, cittadini italiani per servizi al paese. La proposta di Salvini
approvata dal Consiglio dei Ministri, i 2 ragazzini dell'autobus dirottato alle porte di Milano hanno reso eminenti servizi al paese. Poi c'è il caso Borsellino, depistaggio, indagati gli ex pubblici ministeri Palma e Petralia, questo lo vedremo più in dettaglio dopo. E infine l'autopsia smentisce il tabaccaio ha sparato al ladro dal balcone, un colpo dall'alto, probabilmente dal balcone, ha raggiunto il ladro alle spalle. Morto così il moldavo Jan Stavila, freddato nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese nel corso di un furto a una tabaccheria. Lasciamo, dicevamo l'ansia, andiamo a dare un'occhiata alla ADN Kronos. ADN Kronos apre la sua prima pagina, adesso la vediamo con il vice premier Salvini che lancia la proposta tassiamo i soldi nascosti, ci sono miliardi fermi nelle cassette di sicurezza. Dice Matteo Salvini, una proposta a sorpresa, lancia il vice premier Salvini, una tassa sui soldi nascosti, tra virgolette, nelle cassette di sicurezza. Dopo Equitalia serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza. Fermo, con una nuova pace fiscale daremo il diritto di utilizzarli. Lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. Non parlo di soldi all'estero, ma mi dicono che ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza fermi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti, si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli, dice Salvini. Il decreto sicurezza bis cosa prevede? Scrive ancora l'agenzia ADN Kronos in prima pagina. Si inasprisce il contrasto all'immigrazione clandestina, via libera a multe per comandanti armatori e proprietari di navi, pene più severe per chi in piazza aggredisce le forze dell'ordine, si estendono le misure del DASPO anche a eventi sportivi diversi dal calcio. 18 articoli del decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato, arrivano in porto le norme volute dal ministro Salvini, posticipate al Consiglio dei Ministri dopo il voto per le europee. I primi 7 articoli riguardano la materia di contrasto all'immigrazione illegale. Nell'articolo 1 si legge che il Ministro dell'Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, esercitando le funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre nel rispetto degli obblighi internazionali, al Ministro dell'Interno dunque è attribuito il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito e o la sosta di navi nel mare territoriale, qualora sussistano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Dal provvedimento adottato, insieme al Ministro della Difesa e quello delle Infrastrutture, data notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul capitolo multe restano quelle previste nell'articolo 2 combinate a chi si macchia di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali notificato al comandante e all'armatore o proprietario della nave. Si applica a ciascuno la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. Il Ministero interviene anche a maggior tutela degli operatori delle forze di polizia impiegati in servizio d'ordine nel corso di pubbliche manifestazioni. Intanto sempre dall'ADN Kronos in prima pagina, conti sotto esame, i conti pubblici italiani, il Comitato Economico Finanziario del Consiglio europeo adotta un'opinione sul rapporto della Commissione sul debito italiano, secondo cui la procedura è giustificata. Infine, diamo un'occhiata anche all'agenzia agi.it, in apertura la pagella politica. In 25 anni l'Italia perderà oltre 4 milioni di abitanti. È la domanda che si pone l'ANSA facendo il fact-checking, cercando cioè di verificare i fatti. Il commento di Romano Prodi sul calo demografico dell'Italia. In 25 anni perderemo l'equivalente della popolazione dell'Emilia-Romagna. Abbiamo verificato. E poi cosa prevedono i 18 articoli del decreto sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri? E ancora, il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della CIA, a sostenerlo un articolo del Wall Street Journal, un libro di una giornalista del Washington Post, perciò fu fatto fuori il fratellastro. Cosa emerge dalle indagini sull'autista che voleva dar fuoco a uno scuolabus alle porte di Milano? Concluse le indagini, gli inquirenti hanno recuperato il videoproclama ispirato al panafricanismo che Ousseynou Sy, l'autista dell'autobus con i ragazzini a bordo, intendeva diffondere prima dell'attentato. Volevo scuotere le coscienze, ha detto l'uomo. Lasciamo con questo anche l'agenzia Agi e andiamo come al solito a dare uno sguardo alle pagine Facebook di Salvini e Di Maio, i 2 vice premier. L'apertura su Renzi che mi dà del cialtrone incapace. Vuol dire che sto lavorando bene per gli italiani, scrive Matteo Salvini. Poi porta a porta, una puntata interessante, quella che è andata in onda ieri sera, avremo modo poi di riascoltare
anche in radio naturalmente. Poi sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini ha approvato il decreto sicurezza bis. Habemus decretum, scrive Salvini sulla pagina Facebook. Lotta ancor più dura all'immigrazione clandestina, pene più severe per chi aggredisce le forze dell'ordine, 800 assunzioni per l'esecuzione delle pene dei condannati in via definitiva che sono ancora a spasso e molto altro. Giornata storica dalle parole ai fatti, e ci sono i 34 minuti di conferenza stampa con il presidente Conte e il sottosegretario Giorgetti sul decreto sicurezza bis approvato. Anche questa conferenza stampa naturalmente la risentiremo oggi. E intanto sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, la pace fiscale è un successo, chiuse più di 13 milioni di cartelle esattoriali, soprattutto per piccoli debiti, lo Stato incassa 21 miliardi. Questo è il risultato ottenuto grazie alla Lega, che ha aiutato concretamente milioni di cittadini onesti in difficoltà a chiudere la loro posizione con Equitalia. Adesso lavoriamo per estendere il saldo e stralcio anche alle società, dice Salvini. Poi è riproposta l'intervista di ieri sul quotidiano La Verità, l'intervista di Giorgio Gandola che abbiamo letto ieri. E ancora il sindaco PD di San Mauro Pascoli in Romagna mi definisce ladro razzista. Complimenti alla signora che fa anche l'insegnante. Luciana Garbuglia, sindaca appunto del Partito Democratico in un paese della Romagna, San Mauro Pascoli. In uno stato degli Stati Uniti hanno approvato la castrazione chimica per chi violenta minori di 13 anni, un modo per prevenire violenze e intervenire su persone evidentemente malate, oltre che col carcere anche con una cura farmacologica. Una buona pratica da adottare anche in Italia, come la Lega propone da anni, scrive lo stesso Salvini sulla sua pagina Facebook. Velocemente andiamo anche alla pagina Facebook di Luigi Di Maio. Avete seguito l'intervista allo speciale dell'Aria che tira? Ve la ripropongo nel caso ve la foste persa. Buona serata, scrive Luigi Di Maio, l'intervista sulla 7 ieri sera alle 21:20, riproposta in prima pagina. E sempre dalla pagina Facebook di Di Maio, un solo obiettivo: difendere il Made in Italy. È finita l'epoca in cui le multinazionali firmano accordi, prendono i soldi dallo Stato e fanno quello che vogliono. Le aziende, gli imprenditori, i lavoratori meritano rispetto. Revoco i finanziamenti alla Whirlpool se non manterrà gli impegni presi. Questo scrive Di Maio, mentre dobbiamo essere forti delle nostre convinzioni, pretendere più rispetto in Europa, non vogliamo andare contro l'Unione Europea, ci vuole un dialogo, ma è fondamentale farci rispettare. Nessuno si metta in testa di tagliare i servizi ai cittadini italiani, non lo permetterò, scrive Di Maio. Adesso la nostra priorità è una legge di bilancio a dicembre in grado di aumentare gli stipendi dei cittadini e abbassare le tasse. In merito al tema del salario minimo, mi aspetto che già da oggi si lavori con maggiore serenità con la Lega in Senato. Non c'è tempo da perdere. Stamani firmerò poi una direttiva che revoca gli incentivi ricevuti da Whirlpool, milioni di euro degli italiani, perché se vieni in Italia, prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti, tenendo un atteggiamento contrario ai patti e lasciando centinaia di famiglie in difficoltà. Nel frattempo ci stiamo occupando anche del Movimento 5 Stelle, non possiamo più rinviare il processo di riorganizzazione interna, scrive Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook. Lasciamo adesso la pagina Facebook e andiamo ai quotidiani di oggi. Quotidiani di oggi, innanzitutto andiamo all'intervista che dicevamo prima, che abbiamo citato in apertura, l'intervista di Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, al ministro Salvini. È ora una riforma per la magistratura. Si è visto che nessuno è immune da problemi. Il governo dipende dalla manovra, dice Matteo Salvini in questa lunga intervista a pagina 3 sul Quotidiano Nazionale. Non è per togliersi un sassolino dalla scarpa, però insomma, visto il bombardamento di avvisi di garanzia preelettorali, sta di fatto che alla fine di una giornata vittoriosa Matteo Salvini, portato a casa il decreto sicurezza bis, lancia una nuova sfida: la riforma della magistratura, quella che invano avevano cercato di fare tutti gli altri prima di lui. Ho chiesto, dice Salvini, già per la prossima settimana un incontro con il ministro Bonafede. È ora di avviare questa benedetta riforma della giustizia. Non voglio punire la magistratura per le indagini sulla Lega, non voglio punire nessuno, ma mi pare che le cronache delle ultime settimane abbiano dimostrato che nessuno è immune da problemi, dice Salvini al Quotidiano Nazionale.
Non entro nel merito dello scandalo CSM, tangenti per le nomine, regali alle amanti con soldi altrui, però quanto abbiamo scoperto in questi giorni dimostra che è davvero arrivato il momento di fare questa benedetta riforma per arrivare per esempio a processi più rapidi. Non voglio fare una riforma contro qualcuno, la voglio fare al contrario con i magistrati e con gli avvocati, soprattutto la voglio fare per gli italiani. In questo senso qualcosa siamo riusciti a fare già oggi. Nel decreto sicurezza bis abbiamo dato il via libera con 28 milioni di euro, Ministero dell'Interno, all'assunzione di 800 persone che lavoreranno nei tribunali per mettere in galera le decine di migliaia di condannati in via definitiva che sono a spasso perché non c'è personale per eseguire le condanne. Soltanto a Napoli e provincia sono 12.000 sentenze. Per questo il decreto sicurezza bis è una buona notizia per l'Italia e poi per le norme contro gli scafisti. Quella delle multe a chi salva una vita è una sciocchezza che è stata fatta credere prima delle elezioni. Nessuno punisce chi salva uno che sta affogando. Le sanzioni previste da oggi sono contro i proprietari delle navi che non rispettano le regole di navigazione internazionale. Esempio, una nave salva dei migranti che erano su uno di quei barconi degli scafisti. È vicina, che so, alla Libia, alla Tunisia, a Malta e le autorità dicono di dirigersi appunto lì, verso le coste più vicine. Invece loro vanno altrove, magari verso l'Italia. Pensa che strano. Ecco, d'ora in poi saranno puniti anche i proprietari di queste navi, con multe fino a 50.000 euro, in caso di recidiva con la confisca della nave. Lei aveva chiesto di comandare anche in mare, sarà così? Chiede Brambilla. Ci sarà, risponde Salvini, un coordinamento del Ministero dell'Interno che prima non c'era. Poi si lavorerà con i Ministeri dei Trasporti e della Difesa, coi quali non abbiamo mai avuto problemi. Mi permetta di ricordare di questo nuovo decreto sicurezza anche l'aumento delle pene fino a 4 anni per i violenti delle manifestazioni, per quelli che vanno con le mazze contro le forze dell'ordine. Con Conte tutto bene? Domanda Brambilla, il direttore del Quotidiano Nazionale. Il Premier ha lanciato a lei e Di Maio un paio di ultimatum. Il governo è stato a rischio, non lo nego, risponde Salvini. C'erano troppi litigi, troppe discussioni e divisioni. Un freno a mano tirato, ma se si torna a lavorare come nei primi 11 mesi si va avanti, sarà però decisiva la manovra economica d'autunno. O sarà coraggiosa o salta tutto. Di Maio mi pare che abbia sposato anche lui la causa di un drastico taglio delle tasse. Il Premier Conte al Corriere della Sera ha detto che non accetterà una manovra che non rispetta l'Europa. Allora, in Europa ci sono 10 paesi che versano all'Unione più di quanto ricevono, 17 che ricevono più di quello che versano. L'Italia è fra i primi, versiamo ogni anno 6 miliardi in più di quello che riceviamo. È assurdo che ci venga inflitta una multa di 3 miliardi. È come se io mi iscrivo a un circolo, pago la quota, poi non mi fanno entrare perché sono brutto, sporco e cattivo, non ho fatto bene i compiti. La Germania sfora più di noi, la Francia sfora più di noi. Il debito pubblico nostro è un debito che abbiamo accumulato seguendo le indicazioni dell'Unione Europea, rispettando le loro direttive. È chiaro che quello che ci chiedono di fare non funziona. Ecco perché vedo nella procedura di infrazione un intento punitivo. Non ci sto ad accettare che l'Italia sia punita. Sono fiducioso su questa linea, poi i dati del primo trimestre indicano che un accenno di ripresa c'è. Perché dovrebbero multarci? Nessuno vuol mettere la faccia su una procedura di infrazione. Noi vogliamo passare alla storia come chi ha risollevato l'Italia. Ultimissima. Avete preso perfino Ferrara, Forlì e Mirandola. La Lega pensa davvero di conquistare anche l'Emilia e se avrà tutto il nord crescerà la voglia di autonomia? Risponde Matteo Salvini, la data delle elezioni emiliane la decide la regione. Io spero che si voti in novembre, che è la scadenza naturale, non oltre. Non lo dico per calcolo, ma perché ci sono organi in scadenza. Non è bello che restino in carica. Se vincerà la Lega sarò contento perché sarà stato premiato il buon governo sul territorio. Ma a livello nazionale non cambierebbe niente. Le autonomie le faremo comunque entro il 2019. Fanno bene anche al sud, dice Matteo Salvini. A proposito di riforma della magistratura, poi, per analogia, vi segnalo sul giornale di oggi l'articolo Il caso sollevato a firma di Stefano Zurlo sul golpe dei magistrati. Noi contro il governo razzista e xenofobo. Attacco a Lega e 5 Stelle al congresso di Area, la componente di sinistra della magistratura italiana. La leader boccia le politiche governative e le leggi. Parole da leader dell'opposizione. A scandire un attacco al governo
Maria Cristina Ornano, segretario appunto di Area, la componente di sinistra delle toghe italiane, che ha congresso la sua relazione è un susseguirsi di giudizi. La Lega, dice la magistrata, è un partito di matrice lideristica. Declina la sua offerta politica in chiave nazionalista, sovranista, populista, razzista, xenofoba. Il Movimento 5 Stelle, non esente da leaderismo, trova la sua legittimazione nella piattaforma Rousseau e su un consenso, tutto giocato sul terreno della politica populista. Ornano, queste le sue parole, la passionaria delle toghe rosse. La giudice sarda, segretaria di Area, perpetua la tradizione politica di magistratura democratica, scrive il giornale. A proposito invece di Lega, c'è da segnalare sul quotidiano cattolico Avvenire un articolo dedicato al Ministero degli Affari Europei e alla candidatura di Alberto Bagnai. Il ragazzo terribile anti-euro, senatore leghista, presidente della Commissione Finanze del Senato. L'ipotesi per lui è quella di andare a ricoprire il ministero che fu di Paolo Savona, un economista che ama il flauto per suonare una musica diversa a Bruxelles, ma per la verità il clavicembalo. Comunque l'ipotesi che l'euroscettico Alberto Bagnai, scrive il quotidiano Avvenire, diventi ministro per gli affari europei agita la politica. Difeso a spada tratta dalla Lega, l'economista non va all'opposizione. Bagnai, presidente Commissione Finanze del Senato, andrebbe a occupare la poltrona di Paolo Savona. Andato alla Consob, sul nome di Bagnai le polemiche forse non arriveranno alle altezze raggiunte da quelle su Savona, che è stato poi mandato agli affari europei, ma una posizione importante ma meno delicata su Savona all'economia, e questa era l'ipotesi più polemizzata, diciamo così, che si debba riempire la casella per fare gli interessi del paese in sede europea. È naturale, ha detto il vice premier Matteo Salvini, che si è rifiutato però di commentare il fantacalcio sui nomi. Bagnai comunque sarebbe la persona giusta, ha competenze professionali e umane, è l'appoggio, il giudizio del ministro dell'agricoltura Gianmarco Centinaio. A proposito di economia e di Lega, c'è da segnalare anche sul Foglio di oggi, a pagina 1 dell'inserto, un lungo articolo di Valerio Valentini, Il tesoro futuro di Salvini, è il titolo. Oltre al commissario c'è di più, nomi, storie, personaggi da seguire per capire chi può imprimere una svolta non estremista alla squadra economica della Lega. In primo piano l'economista Geminello Alvi, da poco meno di un anno esperto del nucleo tecnico al Dipartimento per la programmazione economica del governo, l'ufficio di Geminello Alvi a Palazzo Chigi, il suo rapporto con Giancarlo Giorgetti e un nome coperto un anno fa tra Savona e Tria. I colloqui con Domenico Siniscalco, la sintonia di Giulio Sapelli con Salvini, il Reviglio Boi, la stima per Alberto Quadrio Curzio, per Marcello Sala, per Franco della Sega, riserve bazzolliane attratte dall'orbita salviniana. Dopo i mini bot, nell'eterna sfida all'euroburocrazia si potrebbe tornare a parlare di eurobond e in quel caso ci sarebbe Tremonti. E sempre rimanendo in orbita Lega ed economia, va citato anche il settimanale Panorama. Qui c'è un'intervista di Luca Telesi ad Antonio Maria Rinaldi, economista, che alle europee ha incassato oltre 35.000 preferenze. La mia vittoria per Lillo e per i bimbi indifesi, ha un figlio disabile Rinaldi come lui. Economista, sovranista, leghista, no euro, ma Antonio Maria Rinaldi è soprattutto un padre che da 25 anni lotta per rendere accettabile la vita del figlio tetraplegico. Dedico a lui la mia elezione a Strasburgo perché ho visto l'abisso e non me lo dimentico, dice Antonio Maria Rinaldi in questa poi lunga intervista a Luca Telese sul settimanale Panorama. Poi magari se abbiamo tempo la leggiamo più in dettaglio. Intanto torniamo brevemente al quotidiano nazionale dopo l'intervista di Michele Brambilla a Matteo Salvini. In primo piano c'è il nuovo decreto sicurezza bis, lotta a scafisti e black bloc, linea dura, ma approvato il decreto, saltano le multe a chi salva migranti in mare, giro di vite su navi ONG e i migranti clandestini. Tra i tre filoni principali del decreto: lotta all'immigrazione clandestina,
per cui si prevede la confisca delle navi, multa da 10 a 50 mila euro per comandante, armatore e proprietario delle imbarcazioni che non ottemperano alle richieste della Guardia di Finanza, e possibilità di agenti sotto copertura e uso di intercettazioni. E poi norme più rigorose per tutelare gli operatori delle forze dell'ordine in servizi di ordine pubblico. Chiunque in manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi o bastoni, mazze, oggetti contundenti o atti a offendere è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. C'è poi una norma spazzaclan, è stata ribattezzata così, che prevede che per smaltire l'arretrato sui procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, il Ministero della Giustizia assumerà per il biennio 2019-20, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, scrive il Quotidiano Nazionale riassumendo il decreto sicurezza, mentre ci sono 2 pagine dedicate al tema dei sindaci e degli amministratori locali, partendo da un caso specifico: l'assessore che muore per aiutare il suo comune, aveva 48 anni, è caduto da un cipresso, voleva potarlo per mettere al sicuro la strada. È accaduto a Stazzona, in provincia di Como. I lavori di potatura affidati a un'impresa, il maltempo ne aveva ritardato l'esecuzione. Giuliano Gestra, consigliere comunale, prossimo alla nomina come assessore, ha deciso di farsi carico della manutenzione, volontariato spontaneo che gli è costato la vita. Lunedì si è arrampicato su un cipresso della strada che collega la parrocchiale al cimitero, aveva una corda per assicurarsi al tronco mentre tagliava i rami per risolvere un problema per i passanti. Cosa sia accaduto non è chiaro. Gesta potrebbe aver tagliato il ramo a cui era stata fissata la corda di ancoraggio, comunque caduta drammatica, è morto. Siamo grati a Gestra, ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, intendeva il suo ruolo come la forma più alta di volontariato civico. Su questo punto poi c'è un'intervista del Quotidiano Nazionale a Maurizio Fiorentini, sindaco di un piccolo comune vicino a Ivrea, Chiaverano. Noi sindaci tutto fare, costretti a rischiare. Tagli al personale, paghe basse. Nel torinese c'è chi risolve le liti, chi cambia le lampadine. Insomma, il duro mestiere degli amministratori locali. Siamo anche in tempo di maturità, scritto mix, busta all'orale, ansia per la maturità, sale la paura tra i 470.000 studenti dell'ultimo anno. Siamo impreparati alle novità, è la loro dichiarazione. Il test è un po' più difficile, un po' lotteria, riforma importante, ma per riqualificare la scuola non basta partire dal tetto, dice al Quotidiano Nazionale Stefano Zani, che è insegnante dal 1987. Intanto sempre dal Quotidiano Nazionale, rapidamente poi vediamo le altre prime pagine. Volevo lasciarlo, si è schiantato apposta. A Treviso una ragazza accusa l'ex fidanzato, lo ha fatto apposta, ha sterzato di colpo contro l'altra macchina, voleva farlo. Dietro il tragico frontale che venerdì notte ha spezzato la vita di una pensionata di 62 anni ci potrebbe essere un gesto disperato dettato dalla fine di un amore. Insomma, i due erano in macchina, lei voleva lasciare lui a un certo punto si getta apposta contro una macchina che viene in direzione opposta e ammazza una pensionata 62enne. Chiudiamo adesso con una brevissimamente con una storiaccia. Buco in convento all'ordine dei francescani, spariti 23 milioni di euro, l'economo prescritto ma cacciato. Non solo è finito al centro di un processo per buco da 23 milioni nelle casse dei francescani, è stato prosciolto dall'accusa di appropriazione indebita per prescrizione. Gli hanno chiesto di trasferirsi dal convento a Milano a uno nell'Interland, non ha obbedito e Fra Clemente Moriggi, ex economo della conferenza dei ministri provinciali dei frati minori, da ieri è stato dimesso anche dallo Stato clericale. Nella vicenda dei fondi spariti c'è anche il broker italo-svizzero Leonida Rossi, morto suicida nella sua villa di Erba. Aveva garantito all'ordine dei frati minori guadagni del 12%. E invece il comune più piccolo d'Italia è messo male. Siamo a Morterone, Lecco. Strangolati dalla frana, isolato il paese più piccolo d'Italia, a rischio il turismo. La sindaca Invernizzi, Antonella Invernizzi, dice: quello che è successo non è colpa di nessuno, è un fatto, ma a Morterone siamo tosti, non ci siamo mai arresi alle difficoltà, sapremo superare anche questa. Morterone e i suoi abitanti isolati, l'unica strada asfaltata interrotta a causa di una frana. Minuscolo centro della Valsassina, 31 abitanti. E lucevan le stelle
Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, torniamo ai quotidiani di oggi con la prima pagina del Corriere della Sera, l'apertura sul ministro Salvini che in TV a porta lancia la proposta di un'imposta sulle cassette di sicurezza. Irresponsabile, dice il PD. Intanto dall'Unione Europea arriva un avvertimento: rischio procedura di infrazione per l'Italia. Per il presidente della Commissione Juncker, l'Italia è un problema serio, anche se non rappresenta ancora una minaccia per la stabilità dell'Eurozona. L'annuncio di una linea dura da parte dei direttori del Tesoro che parlano di procedura giustificata per l'Italia. Ma il Premier Conte critica Juncker sulla gestione della crisi greca. Con la Grecia sbagliò. E intanto, sempre per il primo piano del Corriere della Sera, altri consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura alle riunioni per le nomine, col ministro Lotti, veleni sul Quirinale, vedremo dopo, e poi la cronaca, l'autopsia riapre il caso del tabaccaio di Pavone Canavese che ha sparato uccidendo un moldavo dopo un furto nella sua tabaccheria. Le analisi hanno stabilito che il proiettile è stato sparato dall'alto, forse dal balcone di casa, e quindi non ci sarebbe stata la colluttazione raccontata dal tabaccaio. Inoltre il moldavo è stato colpito alle spalle. E poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, le voci su Angela Merkel, i sospetti, era un'informatrice della Stasi, la polizia politica della Germania comunista dell'Est. Angela Merkel era informatrice della polizia segreta della DDR. Il dubbio è stato rilanciato dal quotidiano tedesco FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mentre Juncker dice che l'Italia è un problema serio, siamo a pagina 2 del Corriere della Sera e a pagina 3 il retroscena di Federico Fubini e Marco Galluzzo. Conte e Tria per la trattativa, ma i vice premier li marcano. La facciamo breve perché poi vedremo cosa diventerà in concreto questa storia. Intanto via libera al decreto sui migranti, Di Maio chiede anche di aumentare i rimpatri, tiene il patto tra i due. Dopo l'ok del Consiglio, la Lega ritira gli emendamenti sul salario minimo. Giro di vite in piazza, multe per le navi, come cambiano le norme del decreto sicurezza rispetto al primo provvedimento? Cosa cambia per le navi che salvano i migranti? Sono previste sanzioni da 10 a 50.000 euro per i comandanti e gli armatori che non rispettano il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane impartito dal Ministro dell'Interno dopo aver informato il Consiglio dei Ministri. Nel caso il divieto venga disatteso una seconda volta dalla stessa nave, i prefetti possono disporre la confisca dell'imbarcazione. Per coprire gli oneri di custodia delle navi confiscate, stanziati 500.000 euro per il 2019. Cambia la competenza per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina? Le procure distrettuali antimafia, le DDA, saranno competenti anche per i reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate. Sono consentite le operazioni sotto copertura e le intercettazioni contro gli scafisti. Poi, cosa cambia per la comunicazione alla polizia dei nomi di ospiti di hotel e bed and breakfast? Viene previsto l'obbligo di comunicazione immediata all'autorità di pubblica sicurezza di generalità delle persone ospitate in alberghi o strutture ricettive. Cambiano le pene per chi si copre il volto e provoca scontri durante le pubbliche manifestazioni. Questo in sintesi il Corriere della Sera. Mentre dal Corriere della Sera segnaliamo anche l'articolo di Marco Cremonesi su Salvini che propone una tassa sulle cassette di sicurezza, lo scudo sulle cassette di sicurezza. La proposta delicata arriva a sorpresa. Matteo Salvini sta rispondendo alle domande di Bruno Vespa a porta e parla di emersione di soldi tenuti sotto al materasso.
Non parlo di soldi all'estero, dice Salvini, se qualcuno ce li ha portati sono affari suoi, ma ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza fermi, soldi sostanzialmente nascosti, dice Bruno Vespa. Sì, parliamo di soldi tenuti sotto al materasso. In sostanza, chi tiene nelle cassette di sicurezza del denaro potrebbe dichiararlo al fisco e pagando una certa percentuale farlo pienamente riemergere. Ancora Salvini, dopo i rigori di Equitalia, dice il vice premier, serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza e fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli, lo Stato incasserebbe miliardi da reinvestire per la crescita. L'idea non è nuova. Addirittura l'ispiratore sarebbe il procuratore capo di Milano Francesco Greco, che a un convegno del 2017, presente l'allora ministra Boschi, aveva quantificato in circa 200 miliardi l'ammontare dei contanti sepolto nelle cassette di sicurezza italiane. Il governo Renzi aveva accarezzato l'idea di scudare quelle somme, se ne sarebbe trattenuto per le delicate implicazioni della mossa. A seconda di come venisse messa in pratica, si potrebbe sfiorare l'ipotesi di riciclaggio di denaro sporco da parte dello Stato. A tal proposito, nell'entourage leghista si fa circolare una frase del procuratore di Milano Greco: tra le somme di contante che non conosco e le somme di contante sbiancate da persone che conosco, cioè che accettano di fare disclosure, preferisco le seconde, ha detto Greco. Si poteva avere perplessità sugli scudi anonimi, ma non in tempi di una procedura come la voluntary disclosure regolamentata dall'OCSE. Il primo a replicare alla proposta di Salvini è il capogruppo del PD in Commissione Bilancio Marattin. L'avevamo detto che sarebbero arrivati a toccare i risparmi degli italiani, non ci aspettavamo così presto, irresponsabili. Comunque l'idea è la prova di come nel Carroccio, scrive il Corriere della Sera, siano determinati a reperire risorse per finanziare i provvedimenti che puntano a inserire nella prossima finanziaria. Stamani una riunione in proposito. Tra le proposte che i leghisti pensano di presentare all'Unione Europea, parametrare il rapporto deficit-PIL con l'occupazione. Nei paesi in cui la disoccupazione è sopra il 5% si potrebbe superare la fatidica soglia del 3% nel rapporto deficit-PIL. Altra proposta, scorporo degli investimenti dal patto di stabilità. Il Parlamento europeo dovrebbe approvare una lista di 100 opere da finanziare attraverso la Banca Europea degli Investimenti senza pesare sul bilancio degli Stati. E poi ancora l'introduzione del quoziente familiare sulla flat tax, taglio dell'IRES al 20% sugli utili non distribuiti. Così sul Corriere della Sera a proposito di Lega. Intanto invece a proposito dell'inchiesta su CSM, magistrati e compagnia bella, bufera sulle procure, scrive il Corriere della Sera, altri consiglieri del CSM alle riunioni con Palamara, Lotti e compagnia per le nomine. Nelle intercettazioni Palamara e Lotti parlavano del Quirinale. L'ex ministro Lotti avrebbe detto a Palamara di essere andato al Quirinale a illustrare la propria vicenda giudiziaria, dipingendosi come vittima della procura, e se ci fosse stato bisogno sarebbe tornato al Quirinale. Affermazioni senza riscontro, scrive il Corriere della Sera. Mentre a proposito di cronaca citiamo anche un paio di pagine dal quotidiano locale La Sicilia a proposito della mafia, della cultura mafiosa, dei cantanti neomelodici e della trasmissione di Rai 2 di Enrico Lucci, Reality, i loro inni per mafia e camorra per sfuggire a famiglie devastate, preferiscono andare in carcere piuttosto che in comunità per rieducarsi, dice al quotidiano La Sicilia la magistrata Caterina Aiello, capo della procura minorenni di Catania. E sempre su questo tema poi c'è un altro articolo sulla Sicilia, i retroscena tra fiction e realtà, una generazione di neomelodici, di cantanti che incassa milioni di like con clip e videoclip stile Gomorra. Se ti si presenta un ragazzo pulito ed educato con belle canzoni, non gli chiedi la fedina penale, dice un produttore. Ma c'è un'altra vicenda ben più grave ancora, quella del depistaggio per la strage di Via D'Amelio. Borsellino e i suoi uomini, depistaggio Borsellino, indagati gli ex PM, i 2 PM della strage di Via D'Amelio, Palma e Petralia, in concorso con 3 poliziotti. Da mesi la procura di Messina indaga sull'ultimo capitolo di uno dei più gravi depistaggi della storia d'Italia. L'inquinamento delle indagini
sulla strage di Via D'Amelio, i pentiti creati a tavolino, le false ricostruzioni della strage costata la vita al giudice Borsellino e agli agenti della scorta. Una verità di comodo che ha portato a ingiuste condanne all'ergastolo, finora imputata solo ai poliziotti che condussero l'inchiesta, attualmente sotto processo a Caltanissetta, ma ieri, oltre ai 3 funzionari di polizia, nel registro degli indagati sono finiti 2 magistrati, gli ex PM Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, in forza al pool che indagò sugli eccidi del 92, oggi rispettivamente avvocato generale dello Stato a Palermo e procuratore aggiunto a Catania. Il coinvolgimento di un magistrato in servizio alla Procura di Catania ha fatto scattare la competenza dei colleghi di Messina, scrive La Sicilia. Tornando invece al Corriere della Sera, andiamo rapidi. C'è da segnalare il lungo articolo di Paolo Valentino su Angela Merkel, nome in codice Erika, su di lei le ombre della Stasi. Fu un'informatrice della polizia segreta della Germania Est, non ha mai voluto chiarire l'accusa nei confronti di Angela Merkel. Mentre sempre dalla pagina degli esteri del Corriere della Sera siamo arrivati a 1643 vittime della strage delle Torri Gemelle nel 2001, l'11 settembre, identificata. È stata identificata ieri un'altra vittima dell'attacco alle Torri Gemelle, ma mancano, pensate un po', ancora 1110 nomi. Il fatto più stupefacente, scrive il Corriere della Sera, non è tanto l'identificazione della 1643esima vittima del crollo delle Torri Gemelle a 18 anni dall'attacco dei terroristi di Al-Qaeda. Il fatto invece che colpisce è che nonostante gli anni passati e gli sforzi di medici legali, antropologi e genetisti, non si sa ancora a chi appartengano i resti di 1110 vittime dell'attentato, il 40% dei 2753 caduti l'11 settembre del 2001. L'identificazione delle vittime dei disastri segue procedure fissate a livello internazionale dall'Interpol e quindi la questione non sorprende gli esperti. Non è facile dare un nome a tutte le vittime, ne mancano ancora 1110 dell'attentato alle Torri Gemelle. Sempre dal quotidiano Corriere della Sera, la questione della scuola, l'accordo salva precari, concorso facilitato per 24.000, siglato l'accordo al Ministero, passa la linea dei sindacati. Per gli altri un percorso abilitante. Saranno assunti a tempo indeterminato con concorso straordinario facilitato 24.250 professori delle secondarie con 3 anni di servizio alle spalle, di cui 1 insegnando la materia per cui si concorre. È il frutto dell'accordo tra governo e sindacati. Ieri, sulla nuova stabilizzazione dei precari, il ministro Bussetti dice: bandiremo anche concorsi ordinari, i posti a disposizione sono in tutto 70.000. E infine lasciamo il Corriere della Sera con un'altra segnalazione, un paio anzi ancora di segnalazioni. Una curiosa in pagina di cronaca: una sindaca di un piccolo paese alle porte di Milano, Cassina de' Pecchi, sindaca di lista civica leghista, Elisa Balconi, 40 anni, è stata eletta lo scorso 26 maggio, si trova affidata dalla procura 77 mucche, diventa allevatrice. Elisa Balconi, nuova sindaca di Cassina de' Pecchi, con la fascia tricolore, eredita anche una mandria di 77 capi bovini. Sono mucche in stato di denutrizione che la magistratura ha messo sotto sequestro. Balconi finora ha svolto più di una professione: giornalista addetta stampa, autrice di saggi e romanzi, psicoterapeuta. Diventata sindaca in quota Lega, tutto si sarebbe aspettata tranne che diventare allevatrice di bovini. Siamo riusciti, dice, a far fronte anche a questo. Un'indagine per maltrattamento sugli animali si è innestata in una controversia giudiziaria tra vecchi e nuovi proprietari di un'azienda agricola, una controversia che si trascina da 29 anni. Per impedire che le vacche fossero messe all'asta, la Procura di Milano ha disposto il sequestro affidandole al sindaco come custode giudiziario. Vicenda curiosa. E intanto chiudiamo dal Corriere della Sera con L'infinito tradotto in dialetto siciliano. Continua questa bella gara tra lettori a tradurre L'infinito di Leopardi nella propria lingua. Il commento di Goffredo Buccini sui migranti: accoglienza o sicurezza, idee confuse a sinistra. I democratici non possono eludere questo tema dei migranti. Il caso dei socialdemocratici in Danimarca che hanno vinto imitando la destra, mentre inizia
giustizia il processo all'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. La pagina economica invece ci racconta di Di Maio, duello con la Whirlpool, il ministro revoca gli incentivi, la multinazionale dice nessuna disdetta dell'accordo, ma il governo sottolinea il Bengodi è finito. Il gruppo americano potrebbe però restituire allo Stato soltanto 8 milioni, sono 27 milioni gli investimenti pubblici goduti dalla Whirlpool. E con questo lasciamo il Corriere della Sera, andiamo brevemente alla cronaca milanese lombarda. Qui c'è un'apertura su un tema caldo, annoso, ovvero il gioco d'azzardo slot machine da 3 miliardi all'anno, l'incredibile caso di un piccolo comune del milanese che è Tempio delle Macchinette, aperto qui è sede di un Tempio delle Macchinette, cioè un luogo dove si gioca 24 ore al giorno. Un viaggio a Carpiano, questo è il nome del paese, dove si brucia la cifra record di 12.000 euro a testa. Una sala a slot aperta 24 ore al giorno, festivi compresi, un esercito di giocatori prigionieri di un mondo artificiale dove non esiste giorno e notte, un angolo di mondo lungo la strada da Binasco a Melegnano. Una sala giochi capace di far schizzare da sola la media delle giocate pro capite di Carpiano a oltre 12.000 euro, per un totale di oltre 51 milioni. A Milano si gioca tantissimo, 3 miliardi nel solo 2018, così sul Corriere della Sera. E poi un'altra notizia, un commissario di maturità che è stato cacciato doveva presiedere una commissione per tweet razzisti postati su internet, pubblicava tweet omofobi e razzisti pensando di scrivere su pagine private. Era letto da tutti. Carlo Gallarati, ingegnere di Broni, Pavia, nome e cognome, mettiamolo lì in prima pagina. E tanti saluti alla privacy. Comunque, con una lunga carriera da insegnante alle spalle, anche se in pensione, è stato rimosso dall'incarico nella commissione di maturità che doveva presiedere in 2 classi quinte del liceo Copernico di Pavia. Le sue esternazioni hanno suscitato indignazione e polemica tra gli studenti e i professori dell'istituto, che si sono presentati subito dalla preside del liceo Marco Casella per denunciare l'accaduto. È impressionante invece il resoconto, il reportage di Cesare Giuzzi da Carpiano, il paese dove si investono 12.000 euro all'anno a testa nelle slot machine. Lo chiamano il Mostro a Carpiano, è aperto tutti i giorni per 24 ore. Il locale si chiama Las Vegas, proibito gioire, osservare, parlare, unico suono il cadere delle monete, uomini, donne, pensionati, una contessa dalla borsetta rossa, dice il sindaco. Siamo in contatto con l'ATS, l'azienda della salute, settore dipendenze, qualcuno che gioca qui c'è, come dappertutto, la colpa è del mostro e non si può far nulla. E lasciamo il Corriere della Sera con un'altra segnalazione in cronaca lombarda. Rinasce una rivista che si chiama Città, era stata fondata nel 1997 da Carlo Orsi, Emilio Tadini, artista, Guido Vergani, giornalista, Gianfranco Pardi, designer. Rinasce adesso per iniziativa del Corriere della Sera. Verrà presentata oggi dalle 19 alle 21 al Grand Hotel de Milan di via Manzoni. La rivista è uno specchio di Milano tra storie e immagini, scrive Gian Giacomo Schiavi. Mentre lasciamo il Corriere e andiamo brevemente al Giorno, vi ricorderete senz'altro la strage sfiorata sullo scuola bus alle porte di Milano. Voglio un enorme falò di bambini, aveva detto il soggetto. Il senegalese, l'autista Ousseynou, che è stato appunto il protagonista di questa storiaccia incredibile. Ha chiesto il giudizio immediato per l'autista che prese in ostaggio lo scuola bus. Zi non ha più ripetuto che sentiva le grida dei morti dispersi in mare, cioè la storia che aveva raccontato all'inizio. Nessuna consulenza o perizia, i giudici non hanno mai creduto alla sua follia. Non hanno mai creduto al soggetto. 2 minuti di una musica arabeggiante e i 35 successivi con l'immagine fissa di Ousseynou Sy, l'autista che il 20 marzo scorso ha tenuto in ostaggio 50 bambini, 2 insegnanti e una bidella e ha dato fuoco all'autobus a San Donato Milanese. Questo è il video trovato dai carabinieri, rimasto nel server di Google, troppo pesante per essere caricato su YouTube. Le immagini di un telefonino riprendono Zi nello sfondo la cucina della sua casa e poi inizia il proclama manifesto, chiamiamolo così, ideologico. Siamo in cronaca locale, andiamo brevemente alla provincia di Como. Venti di crisi in comune, Forza Italia non vota il rendiconto e impedisce di utilizzare le risorse finanziarie. Maggioranza del comune di Como a pezzi. La miseria di 13 voti, neanche il numero legale, e l'onta di veder bocciata
l'eseguibilità del rendiconto 2018, il che si tradurrà in un allungamento dei tempi per disporre dei 34 milioni avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi. Dissenso da Forza Italia. I consiglieri si sono allontanati dall'aula prima del voto, facendo emergere la fragilità della maggioranza in comune a Como. A Milano, invece, all'Università Bicocca, un nuovo rettore, Giovanna Iannantuoni, è la settima donna al comando di un ateneo in Italia. Giovanna Iannantuoni è il nuovo rettore dell'Università di Milano Bicocca. Da sottolineare invece per il Piemonte, sul Corriere della Sera, un'intervista al neopresidente Alberto Cirio. Vado a Bruxelles per evitare lo scippo dei fondi europei rimasti inutilizzati. Su Fiat Chrysler chiedo garanzie su produzione e posti di lavoro, dice Cirio, il presidente appunto del Piemonte. Per me lo shock si riassume in 4 parole: autonomia, fondi europei, meno leggi, meno burocrazia, infrastrutture prioritarie, ma prima il lavoro, pensare al lavoro. Incontrerò Toninelli, ma della Torino-Lione parlo soltanto col premier Conte. E ancora, per quanto riguarda il Piemonte, crolla anche l'export dopo la produzione, il settore auto fa da zavorra, la regione Piemonte rischia di perdere il 4º posto per la produzione in Italia. Da Bologna invece, espulsi dall'hub di Via Mattei, l'odissea dei migranti, titola il Corriere di Bologna, il centro chiude, il centro di Via Mattei, presidio e corteo contro quelle che vengono chiamate dai manifestanti deportazioni. Solo 30 su 169 accettano di andare in Sicilia. In campo la rete di accoglienza, in serata l'apertura di 60 posti nei centri di assistenza straordinaria. Mentre da Firenze c'è la questione della controriforma del ministro della Cultura per quanto riguarda l'autonomia dei musei autonomi. Il ministro, gli Uffizi, l'Accademia, un patrimonio fiorentino per eccellenza, via i CDA. Roma, lo Stato centrale, gestirà conti e intese coi privati. Una centralizzazione, insomma, della gestione museale, dubbi anche dalla Lega, scrive il Corriere della Sera. Mentre sul Messaggero Veneto, siamo in Friuli Venezia Giulia, introvabili cuochi e camerieri, mancano 2.800 stagionali, da Sauri Salignano, difficoltà a reclutare il personale, pesano la scarsa esperienza e il molto impegno richiesto, ma dicono i sindacati anche le paghe basse per le tante ore imposte. E vediamo adesso le altre prime pagine. Prima vi segnalo però, visto che abbiamo aperto con l'intervista a Matteo Salvini e alcuni articoli di oggi dedicati alla Lega, anche la nota del tesoriere della Lega Giulio Centemero dopo la puntata di Report dell'altra sera di lunedì. Una breve pausa sui lavori del decreto crescita. Ho avuto la riprova vedendo Report che alcune cose in Italia non cambieranno mai, scrive Centemero, che è anche presidente della Commissione Finanze della Camera. I primi a non riuscire a cambiare, direi a crescere, sono i cronisti, questa volta della trasmissione Report, che raccontano a modo loro fatti già noti, mistificando la realtà. La solita narrativa fatta di omissioni, imprecisioni e anche invenzioni, salvo poi specificare che probabilmente è tutto legale. Il servizio di Report, scrive ancora Centemero sul suo blog, Giulio Centemero, non fa altro che riportare le medesime stupidate raccontate dai giornalisti dell'Espresso, nei confronti dei quali ho già depositato denuncia per diffamazione. Basterà cambiare intestazione e data e per il resto la denuncia sarà la medesima. Per Report la cosa fastidiosa è che il racconto è rimasto fermo a mesi fa. Riescono anche a trovare il coraggio di criticare la mia poca trasparenza per non aver dato risposte, scrive Centemero. Sono mesi che ho dato risposte pubblicamente alle solite fesserie. Si vadano a vedere il mio blog. Non ho tempo di rispondere a chi non ha intenzione di ascoltare. Non mi resta che ringraziare chi ogni settimana mi dà la possibilità di raccontare nuovamente fatti e vicende note. I 49 milioni non sono mai stati sottratti ai cittadini dalla Lega Nord. Sono stati proprio gli italiani che col loro voto hanno contribuito ad assegnare questi fondi al partito. La legge in vigore prevedeva che i partiti fossero finanziati con 5 euro a voto sulla base delle precedenti tornate elettorali. Un'assurdità parlare di soldi sottratti, come se fossero rimborsi richiesti e ottenuti a fronte di documentazione di spesa fasulla. I giudici di Genova questo lo spiegano molto bene nelle sentenze di primo e secondo grado, dove si afferma che l'uso del termine rimborso elettorale non significa in nessun modo che i fondi fossero legati a spese sostenute dal partito. In sintesi, i giudici affermano che i rendiconti della Lega, per effetto di alcune appropriazioni di denaro commesse a danno del partito, sarebbero inattendibili. Gli stessi affermano inoltre che l'irregolarità dei rendiconti inciderebbe sulla legittimità della Lega a ricevere
i fondi. In sintesi, la Lega subisce 2 volte: prima l'appropriazione di parte dei suoi fondi e in più perderebbe, secondo i giudici, il diritto a ottenere ciò che gli spettava per legge e per volontà elettorale. La cosa più assurda è che di tutto questo ne deve rispondere oggi l'attuale Lega Nord, che, come ribadito, non ha avuto nulla a che fare con le precedenti gestioni. Non è vero che i 49 milioni sono stati ottenuti dalla Lega quando Salvini ne era il segretario. È un dato oggettivo, falsificato, e ciò è inaccettabile. Viene da domandarsi per quale fine. Non è poi vero, continua Giulio Centemero, che i soldi sono stati dirottati, fatti sparire, come si vuol far dire in una battuta a uno degli intervistati. Semplicemente sono stati spesi come altri partiti ne hanno spesi, ben di più nel medesimo periodo. In ultima analisi, ultima precisazione sull'assurdità delle ricostruzioni sul tema dei soldi che sarebbero stati riciclati. Le 7 società di cui si parla, come hanno detto anche le persone intervistate, non hanno trasferito neanche un euro all'estero. In particolare la società accostata al mio nome non è mai stata attiva. Non si può riciclare quello che non esiste, ma l'errore più grave dei giornalisti è nell'impostazione. L'eventuale reddito o dividendi generato dalle società con quote detenute da fiduciarie non va alle fiduciarie, sia che esse siano italiane o estere, ma rimane a chi ha conferito il mandato alle fiduciarie, quindi nel nostro caso in Italia e non in Lussemburgo. E allora, prima di tornare al lavoro sul decreto crescita, vi lascio con un interrogativo. Una ricostruzione tanto lontana dalla realtà è davvero ignoranza o frutto di malafede? Domanda Centemero ai lettori del suo blog. Mentre a proposito di Lega c'è anche da segnalare sulla prima pagina della provincia di Lecco un'ipotesi: se Toninelli va via, arriva Paolo Arrigoni della Lega a fare il ministro delle infrastrutture? E poi ancora a proposito di ministri, sull'autonomia Barbara Lezzi elogia la ministra Stefani: ha fatto un ottimo lavoro, dice la ministra per il Sud, prontissima a proseguire, ma prima voglio l'ok di Tria. Su Alitalia invece Salvini chiama Atlantia. Scrive Milano Finanza: per la Lega è la soluzione per chiudere rapidamente la vicenda, ma un rinvio è scontato. Le ferrovie convocano il CDA. A proposito di Lega c'è l'intervista sul Corriere Fiorentino al presidente della Toscana, Enrico Rossi: no alla paura della Lega o sarà un anno di paralisi. Da qui al 2020 serve coraggio, il PD si dia una linea sulle grandi opere. Intanto scintille fra Forza Italia e Lega in Toscana. Il centrodestra, dopo le ferite dei ballottaggi, inizia la lotta interna alla coalizione. La Lega fa quadrato sulla segretaria regionale Susanna Ceccardi, che è finita nel mirino dell'alleato Stefano Mugnai, leader regionale di Forza Italia, che ha bollato la strategia elettorale della Ceccardi di presunzione e arroganza. I rappresentanti del Carroccio affondano, colpi agli azzurri, insomma regolamento di conti Forza Italia Lega. Ma andiamo alla prima pagina della Verità. La vediamo praticamente, la Verità e gli altri quotidiani li vediamo dopo la pausa pubblicitaria e previsioni del tempo. A tra poco. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo.
A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Persistono oggi condizioni di instabilità dovute all'influenza di un'estesa area depressionaria che da alcuni giorni occupa l'Europa occidentale. Il rinforzo dell'alta pressione determinerà tuttavia un miglioramento da domani. Nel dettaglio, oggi in mattinata abbiamo molte nuvole dalle Alpi alle zone pedemontane con alcuni rovesci o temporali in graduale attenuazione. Schiarite irregolari altrove che diverranno più ampie da metà giornata, anche se non è escluso un breve piovasco pomeridiano fin sulla pianura. Le temperature massime di oggi sono previste da 25 a 31 gradi. Più sole atteso domani, con soltanto qualche banco nuvoloso in dissolvimento al mattino, ma senza precipitazione. Venerdì abbastanza soleggiato, con alcuni passaggi nuvolosi, però asciutto, salvo brevi piogge verso sera in montagna. Le temperature in ulteriore lieve aumento. La tendenza per sabato in prevalenza soleggiato, con transito di nubi, asciutto, solo poche gocce sui rilievi nei pressi di Verbano e Lario. Infine domenica bel tempo prevalente su tutta la regione. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Andiamo allora alla prima pagina del quotidiano La Verità, l'apertura con l'articolo del direttore Maurizio Belpietro, il giornale dei vescovi, Avvenire, anziché diffondere il pensiero cattolico fa pubblicità all'Islam. Sulla prima pagina di Avvenire l'invito a comprare un libro che spiega l'essenza della religione in 12 versetti del Corano, ma se un quotidiano musulmano reclamizzasse un volume pro-cristianesimo, la redazione verrebbe chiusa oppure bruciata, scrive Belpietro in prima pagina sul quotidiano La Verità. Il quotidiano dei vescovi mette in prima pagina lo spot a favore dell'Islam, la guida all'Islam per persone pensanti di Ghazi bin Muhammad, l'essenza dell'Islam in 12 versetti del Corano. L'invito a comprare il volume che spiega la fede musulmana per mostrarne il volto di religione di pace. Così in prima pagina sulla Verità. Poi c'è sul tema lo jihadista curato con il reddito di cittadinanza in primo piano, l'inchiesta di Panorama oggi in edicola a Bari, un rehab per l'integralista italiano, alla prima deradicalizzazione di un pugliese divenuto fondamentalista, il quale ora riceve 900 euro di reddito di cittadinanza. Un'inchiesta di Simone Di Meo su Panorama di oggi racconta la storia del primo fondamentalista deradicalizzato in Italia. L'articolo svela come gli esperti cercano di insegnare a vivere in una società libera tutte le dinamiche dell'Islam in pace. Intanto le elite sognano ancora l'Eurabia, scrive La Verità, riproponendo il saggio L'Eurabia di Bat Yeor. Ritorna in libreria dopo 14 anni il capolavoro che ispirò Oriana Fallaci, uno dei cavalli di Troia per cancellare l'identità giudaico-cristiana del nostro continente, e il Global Compact sostenuto dall'ONU. Ma vediamo gli altri titoli dalla prima pagina della Verità. Altro che mini bot, scrive Antonio Grizzuti, il vero nemico dell'euro si chiama Trump. E poi a centropagina abbiamo invece un approfondimento dell'inchiesta già condotta da Giacomo Amadori e Simone Di Meo sui soldi sottratti all'UNICEF dai parenti di Renzi. Indagine dei Pulitzer sui parenti di Renzi. La fondazione americana donò 5 milioni e mezzo ai conticini, i parenti appunto di Renzi. Poi si insospettì e li fece spiare. A chiudere la prima pagina della Verità, la linea dura paga, Whirlpool non chiude più, Di Maio minaccia di abolire 15 milioni di incentivi pubblici. Luigi Di Maio inaugura la linea dura contro aziende che delocalizzano. Ieri ha annunciato di avere firmato 3 atti di indirizzo per revocare gli incentivi promessi a Whirlpool. La multinazionale ha iniziato la retromarcia e ha detto di non voler chiudere il sito di Napoli, ma di essere impegnata a trovare una soluzione con i massimi livelli occupazionali. Così La Verità. Mentre a pagina 2 abbiamo sulla Verità l'articolo di Daniele Capezzone, l'Unione Europea ci vuole tenere in ostaggio per anni, i tecnici di Bruxelles confermano che le sanzioni contro l'Italia sarebbero giustificate, Juncker fa il gufo, la procedura durerà a lungo, così sbagliate direzione, dice Juncker. Conte replica, lui ha sbagliato in Grecia. E poi il cameo di Riccardo Ruggeri, pubblicato a pagina 2, anche chi ha carta bianca sbatte su dei limiti. Come è cambiato il mondo e il linguaggio della politica, scrive Riccardo Ruggeri. Ai tempi della democrazia cristiana, che governava con i cespugli azionisti o il Partito Comunista, prima che il cattocomunismo fosse spazzato via dalla storia,
Mai ascoltai un premier che lanciava un ultimatum o ricatto ai suoi azionisti. Invece l'avvocato degli italiani, Giuseppe Conte, lo ha fatto. Voglio carta bianca per trattare in Europa, ha detto, e evitare la procedura di infrazione. Sarebbe devastante per gli italiani. Secondo i sussurri e le grida delle segrete stanze, Conte vorrebbe essere il front office manager in Europa e longamanus del terzo partito al governo. Non so se questo partito esista, però mai crederò che dietro ci sia il presidente Mattarella alla ricerca del solito tecnico. Il presidente è persona per bene, ha vissuto abbracciato alla Costituzione, mai tradirebbe la volontà popolare. Nulla so di politica, scrive Ruggeri, ma so cosa significa carta bianca nel mondo del management. Ai miei manager, quando affidavo la delega per una trattativa con terzi, usavo questa locuzione: lei ha carta bianca, ma sono certo che lei raggiungerà l'obiettivo che le ho assegnato. Se non sarà possibile, sappia che questo è il punto di caduta. Il concetto di carta bianca nella vita non esiste, nessun funzionario può superare il punto di caduta a lui assegnato. Immagino nella politica la stessa cosa. Tanto via libera al decreto sicurezza bis, ma il Quirinale intralcia un esecutivo bis. Il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento leghista, multe e sequestri per le navi delle ONG che forzano gli ingressi, nuove tutele alle forze dell'ordine. L'ipotesi rimpasto perde quota per il rischio di ingerenze da parte di Mattarella, scrive La Verità, che poi intervista Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, a pagina 7. Ora Ferrara, capitale della cultura, poi ci prendiamo anche la regione. Il sindaco leghista della Roccaforte PD espone la sua agenda. Rivedrò i regolamenti per le case popolari, oggi il 50% delle assegnazioni premi agli immigrati, priorità subito ai quartieri ostaggio delle bande africane. In città la sinistra si era arroccata nel palazzo, io ho preferito parlare con tutti. Bonaccini ci sfida? Lo rispetto come persona, ma se fossi in lui sarei preoccupato. Si chiama Alan Fabbri, il leghista col codino che ha strappato Ferrara alla sinistra dopo oltre 70 anni di monopolio. Studia cultura hippie, adora il rock, ogni anno fa una mini Woodstock sul Po. Legge e rilegge il giovane Holden, un leghista atipico. Una svolta storica, dice Alan Fabbri alla Verità, una vittoria che mi entusiasma e responsabilizza in una città che si è risvegliata dal torpore di un'amministrazione latitante. Penso che in parte dipenda dal cambiamento del clima politico italiano, ma è vero che a Ferrara la sinistra si era arroccata nel palazzo. Sono diventato sindaco perché ho ascoltato tutti, ci siamo aperti al dialogo senza offendere nessuno. I miei genitori mi hanno cresciuto insegnandomi buona educazione e rispetto per gli altri. Prosegue poi l'intervista sulla questione appunto dell'immigrazione, sulla questione dell'occupazione. Ferrara è fanalino di coda dell'Emilia, bisogna portare lavoro su questo territorio che ha fame di occupazione. Sempre poi dalla Verità di oggi vi segnalo rapidamente ancora l'articolo, lungo articolo di Giacomo Amadori e Simone Di Meo sui sospetti sui soldi ai bimbi africani. I Pulitzer fecero spiare anche i conticini, i familiari, i parenti di Renzi. La fondazione benefica dei Pulitzer appunto ha donato 5 milioni e mezzo alle onlus dei fratelli imparentati con Renzi e commissionò un'investigazione privata sull'indagine che li riguardava, iniziata la quale Alessandro Conticini chiese altri soldi, altri fondi. Nel frattempo Fabio Amendolara si occupa della legittima difesa, autopsia sul ladro ucciso colpito dall'alto. Le analisi sembrerebbero smentire la versione fornita dal tabaccaio di Ivrea. Nessuna colluttazione, l'uomo avrebbe sparato dal balcone la pallottola che ha raggiunto il moldavo forse alle spalle. Prudente il PM, dobbiamo ancora trovare i proiettili, dice il pubblico ministero. Con questo lasciamo anche il quotidiano La Verità e andiamo a vedere Libero in apertura con il direttore Pietro Senaldi. Conte crede di essere premier, roba da matti. Non ha mai preso un voto, la sua lista è accreditata all'1,8%, eppure l'avvocato del popolo bacchetta i vice premier e vuol trattare con l'Unione Europea, neanche fosse il Presidente del Consiglio. Più sicurezza, la Lega incassa il decreto che multa chi ci porta i migranti, così Pietro Senaldi, mentre Vittorio Feltri si occupa del salario minimo, no, semmai quello massimo. Battaglie sbagliate, scrive Feltri. Di Maio adesso rompe col salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali che stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono vanno incontro
a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di più gli accattoni del Movimento 5 Stelle. Bisogna far rispettare le leggi esistenti, non crearne di nuove che ingessino l'economia. E ancora in prima pagina su Libero, va a ruba il libro di Salvini boicottato dalla sinistra, terza ristampa in poche settimane. Il Salone di Torino ha chiuso le porte al volume, la catena Feltrinelli voleva toglierlo dagli scaffali, per i giornali progressisti era un flop, invece il testo è super richiesto, terza ristampa in pochissime settimane. E ancora dalla prima pagina di Libero, falsi miti, l'articolo è di Filippo Facci, l'eurocomunismo di Berlinguer, una boiata pazzesca, scrive Filippo Facci. La sinistra celebra Berlinguer, ma le sue idee su mercato e imprese erano da suicidio e non ruppe mai con l'Unione Sovietica. Ancora in primo piano su Libero, poi la censura rossa che non si ferma, il pezzo è di Gianluca Veneziani. Ecco altri 4 casi di censura. Il filosofo Dugin sabotato a Udine, zittito a Messina. A Milano cacciano un editore, a Padova ci provano. A Milano, ai danni di una casa editrice di destra, la Ritter, il 7 giugno doveva presentare un libro, Una vita in avanguardia nazionale, ne abbiamo parlato l'altro giorno, a cura di Ippolito Edmondo Ferrario, sulla storia dell'estremista di destra Domenico Magnetta. Doveva essere presentato all'interno della Fondazione Stelline, istituzione compartecipata dal Comune. La Fondazione prima ha concesso lo spazio, ma una volta conosciuta la natura del libro ha revocato la concessione della sala. La presentazione avverrà domani a Milano alle 18 all'Hotel Concordia in Viale Monza, un evento che sarebbe potuto saltare anche a Padova se le istituzioni avessero dato retta alle polemiche contro la presentazione il 14 giugno in Comune del fumetto Brigate Rosso Sangue sull'uccisione dei missini Mazzola e Giralucci da parte delle Brigate Rosse. Infine, sempre dalla prima pagina di Libero, Sandro Iacometti, all'Italia perde soldi anche quando salgono i passeggeri. All'Italia continua a perdere anche quando gli aerei sono pieni. Più passeggeri, meno utili. Grazie all'aumento dei viaggiatori, la compagnia ha ricavi in crescita da 17 mesi, ma ogni giorno il rosso si allarga di 1 milione, di oltre 1 milione. E infine da Milano il primo negozio dedicato alla vagina, guide, gadget e slip biologici appunto a Milano. Questo finisce in prima pagina su Libero, c'è di tutto e non mancano le guide dell'amore. Aperto a Milano, è il primo in Italia il negozio in questione. Ma lasciamo Libero e andiamo alla Repubblica. Lo sfogo di Conte, così vanno a sbattere, titola Repubblica in apertura, il Premier contro Salvini e Di Maio, resto se mi convincono, non so se devo essere io a convincerli. Sui mini bot invece una patrimoniale per le imprese, il pezzo di Tito Boeri in prima pagina. La questione dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e la questione dei mini bot. Se c'è davvero bisogno dei mini bot per risolvere il problema dei pagamenti ai fornitori della pubblica amministrazione, cosa accadrebbe alle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione se vedessero questi crediti convertiti in mini bot? I mini bot sono un titolo che certifica un debito dello Stato nei confronti di chi li possiede, con un impegno a pagare questo debito come i BTP e i titoli di Stato. A differenza di questi ultimi non pagano interessi, i mini bot, e non hanno scadenza. Chi possiede questi titoli non ha un rendimento, non sa quando la somma che ha versato gli verrà restituita. Sono perciò titoli di Stato di qualità inferiore a quelli oggi disponibili sul mercato. Pensate di voler investire 100 euro in titoli di Stato, vi farete convincere a comprare un mini bot anziché uno dei titoli oggi in circolazione, solo se vi costasse molto meno della somma che lo Stato si impegna a pagarvi non si sa quando. Ad esempio, potreste decidere di comprarli se con 100 euro versati oggi ottenete un mini bot che certifica l'impegno dello Stato a darvi 200 euro a data imprecisata. In altre parole, li acquistereste solo con un valore di sconto del 50% sul valore nominale del titolo. Come complicarsi la vita, insomma, da parte di Tito Boeri in prima pagina. Mentre sempre da Repubblica, oltre a Conte, c'è da segnalare a pagina 7 un articolo su Bagnai, Alberto Bagnai, senatore leghista. Il suo libro Il tramonto dell'euro ha avuto molto successo negli anni. Il no euro, che dice: sono pronto a fare il ministro alle politiche europee. In Europa regole
opache e troppe anime belle. Sapete cosa succederebbe la mattina dopo l'uscita dall'euro? Ci faremmo il caffè. Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato, da anni incendia Twitter e le TV con uscite da kamikaze contro la moneta unica e arrivando a dipingere Angela Merkel come un'apprendista stregona, non il profilo che immaginano al Quirinale per la partita sulla manovra che si aprirà con Bruxelles. Ma va detto che a dispetto del suo euroscetticismo la sua nomina potrebbe alla fine passare il vaglio del Colle, non trattandosi della poltrona di ministro dell'economia. Sempre da Repubblica poi vi segnalo, pagina 13, un articolo di Vladimiro Polchi sui nuovi politici italiani. Sono figli e figlie di immigrati, hanno atteso anni per diventare cittadini in assenza dello ius soli, sono stati eletti nei consigli comunali delle loro città. Ora vogliono far dialogare le comunità tra di loro. Sono cinesi di origine, sono egiziani, sono rumeni e via dicendo. È stato il più votato, per esempio c'è Claudius Tanasel, 24 anni, eletto a Prato, nato in Romania, il più votato con 442 preferenze per la Lega. Tanto per dire. Mentre lasciamo Repubblica e andiamo alla Stampa di Torino, Salvini a caccia dei soldi nelle cassette di sicurezza è il titolo d'apertura, e poi a pagina 4 la questione del salario minimo a 9 euro, il patto giallo-verde, meno tasse sul lavoro. Salvini e Di Maio tentano di rilanciare l'alleanza e guardano a settembre, ma c'è da fare i conti con l'Unione Europea e così spunta anche la patrimoniale, un 9 euro per tutti o quasi, un taglio del costo del lavoro per le imprese, forse una patrimoniale, scrive la Stampa. Tutti hanno ribadito 100.000 volte al governo che la patrimoniale non si fa, comunque tenere insieme al governo Lega e 5 Stelle è sempre più difficile, i due vice premier ci credono, eccetera. Intanto vi segnalo dalla Stampa il pezzo di Riccardo Arena sull'indagine su 2 pubblici ministeri della strage di Via D'Amelio che depistarono l'inchiesta favorendo la mafia. A Messina i magistrati dell'attentato al giudice Borsellino rispondono di concorso in calunnia aggravato. La svolta con un atto di 3 pagine spedito dalla procura di Messina a 2 ex PM di Caltanissetta, Anna Maria Palma e Carmelo Petralia. Sono indagati di calunnia aggravata dall'agevolazione di Cosa Nostra nell'inchiesta bis sul depistaggio di Via D'Amelio, un buco di 27 anni. Le accuse del falso pentito Vincenzo Scarantino, credute fino in Cassazione e che portarono a 7 condanne all'ergastolo, risultate poi del tutto ingiuste grazie alle dichiarazioni di un pentito doc, Gaspare Spatuzza. L'indagine sull'indagine va avanti da oltre 10 anni e ha prodotto finora un processo contro 3 poliziotti, il vicequestore Mario Bo e 2 ispettori, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, mentre il presunto ispiratore del colossale depistaggio sarebbe stato il questore Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, scrive la Stampa di Torino. Ora si apre il capitolo riferito ai pubblici ministeri che seguirono il processo Borsellino bis. Con Palma e Petralia c'era anche Nino Di Matteo, ora alla Procura di Palermo, il quale però non è destinatario di questo avviso di accertamento. Per un breve periodo all'inchiesta lavorò anche Ilda Boccassini, ma lei prese subito le distanze dal pool coordinato dall'allora capo dell'antimafia Giovanni Tinebra, anche lui morto. La Boccassini andò via proprio perché poco o per nulla convinta dal falso pentito Scarantino e dalle sue accuse fantasiose, peraltro ritrattate e controritrattate, ma sempre credute tanto dall'accusa quanto dai giudici fino in Cassazione. L'avviso, spedito ai 2 ex pubblici ministeri e come persone offese a 5 mafiosi ancora vivi, le cui condanne alla massima pena furono poi revocate, è il classico atto dovuto. C'è da riversare 19 nastri magnetici contenenti gli interrogatori originali di Scarantino davanti ai PM. L'operazione si svolgerà il 19 giugno al Racis di Roma. Potrebbe danneggiare i supporti in maniera irreversibile. L'atto è stato deciso dal pool coordinato da Maurizio De Lucia, capo dell'antimafia di Messina, città in cui c'è la procura competente a indagare sui magistrati di Catania, in cui lavora oggi come procuratore aggiunto Carmelo Petralia, mentre La Palma, l'altra indagata per il colossale depistaggio appunto sul caso della strage, delle indagini sulla strage di Via D'Amelio, La Palma è avvocato generale, vice del procuratore generale Scarpinato a Palermo.
È una svolta attesa da tempo, da quando la sentenza del processo Borsellino Quater, nello smentire definitivamente le false accuse del pentito farlocco Scarantino e dei suoi colleghi Andriotta e Candura, stabilì che c'erano state possibili responsabilità dei poliziotti che avrebbero imbeccato soprattutto Scarantino. Aggiunse però la Corte che anche i magistrati non avrebbero vigilato, commettendo gravi omissioni sul modo in cui venivano portate avanti le indagini. Né Petralia né Palma hanno commentato ieri, non lo ha fatto neanche Di Matteo, PM, che da 1 anno e mezzo lavora alla Direzione Nazionale Antimafia e che aveva seguito a Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia. A Di Matteo è giunta la solidarietà di colleghi e cittadini, scrive il Corriere, La Stampa di Torino, chiedo scusa, dopo 27 anni la verità è ancora lontana, è il commento di Francesco Lalicata in prima pagina. L'inchiesta sul mega depistaggio delle indagini sulla strage di Borsellino e degli uomini della scorta, il più grande depistaggio della recente storia giudiziaria italiana, hanno scritto i giudici di Caltanissetta. L'inchiesta si arricchisce di un clamoroso capitolo destinato a far rivivere dubbi, accuse e polemiche già segnate da autorevoli interventi come quello espresso da Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice ucciso, che da tempo chiede la verità sulla morte violenta del padre. Prove generali di, scrive Francesco Lalicata, la notizia girava da qualche tempo, ma solo ieri si è avuta la conferma che la Procura di Messina ha indagato 2 magistrati in servizio a Caltanissetta ai tempi delle indagini che portarono al pentito Scarantino. Non è una novità da poco, bisognerà attendere di saperne di più per vantare certezze. I magistrati sarebbero indagati per concorso in calunnia, aggravato dal vantaggio alla mafia. Oggi procede la Procura di Messina, ciò fa dedurre che almeno uno degli indagati presti servizio presso il Tribunale di Catania. Per quel che si capisce, quest'ultima iniziativa tenta di riempire un vuoto già sottolineato nei precedenti processi, denunciato dalla stessa Fiammetta Borsellino, che continua a chiedersi se un depistaggio di così vaste proporzioni possa essere stato messo in atto solo da 3 poliziotti oggi imputati e dal questore Arnaldo La Barbera. La Procura di Caltanissetta in effetti non ha mai finito di scavare, oggi rimane un nuovo filone investigativo, le zone d'ombra dove si sono mossi apparati dei servizi segreti e, per la parte che riguarda i magistrati, adesso interviene la Procura di Messina. Sono passati 27 anni da quell'estate, un tempo lunghissimo che non ha prodotto risultati sul piano della ricerca della verità, scrive La Stampa. Lasciamo La Stampa, adesso andiamo in prima pagina sul Foglio. Qui vi segnalo un articolo del direttore Claudio Cerasa, la carta populista per cambiare l'Europa. Lo status quo europeo non funziona più, i sovranisti hanno scelto di diventare la testa d'ariete di chi vuole violare le regole e non di chi le vuole cambiare. Il tutto parte dalle tesi di Olivier Blanchard, economista francese, cattedra all'Institute of Technology del Massachusetts, ex capo economista al Fondo Monetario Internazionale. Qualche giorno fa Blanchard è finito al centro del dibattito italiano per via di una tesi esposta al Festival dell'Economia di Trento. La tesi di Blanchard, economista keynesiano molto rispettato dai non keynesiani, è articolata in 3 punti. Blanchard sostiene che il tema del peso del debito pubblico sia un problema troppo sopravvalutato. È convinto che per l'Unione Europea sia arrivato il momento di garantire ai governi più libertà per stimolare la domanda attraverso politiche fiscali e crede che oggi ci sia un'urgenza di cambiare regole europee per far sì che la politica del rigore possa essere riconvertita in una politica degli investimenti. Blanchard sostiene che vada rivisto il Fiscal Compact, che nelle stagioni di bassi tassi di interesse il tetto del debito al 60% del PIL sia privo di senso e che sia arrivato il momento di allentare il vincolo del 3% sul deficit. Gli intellettuali sovranisti hanno utilizzato le tesi di Blanchard per dimostrare la bontà del pensiero populista e segnalare che a sostenere le idee di Salvini e Di Maio non ci sono solo i puzzoni di Lega e 5 Stelle, ma anche autorevoli osservatori della casta economica mondiale. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che è vero, le idee di Blanchard sull'Europa non sono così diverse rispetto a quelle di Salvini, ma leggendo un intervento su questo tema pubblicato da Blanchard
Sul sito projectsyndicate.org si potrebbe dire che è grazie all'economista francese che è possibile capire la ragione per cui anche i sostenitori di Salvini e Di Maio dovrebbero essere preoccupati da ciò che Salvini e Di Maio promettono di combinare in Europa. Insomma, non violare le regole, ma cambiarle sarebbe la finalità. Vi segnalo ancora in prima pagina sul Foglio l'articolo di Annalisa Chirico sui Trojan Horses, i virus per fare le indagini, un cortocircuito del diritto, incertezze sull'applicazione, dubbi di costituzionalità, parlano alcuni giuristi sull'utilizzo appunto dei cavalli di Troia, i virus appunto per intercettare le conversazioni. Dal Foglio però vi segnalo anche a pagina 2 l'articolo di Giulio Meotti sull'ultimo libro del filosofo francese Michel Onfray, il mangiapreti Onfray che concorda col Papa sul gender. Il gender è pura omologazione. Il gender è una teoria che annichilisce la natura e si fa rivoluzione culturale e ideologica. È il cuore del documento, Maschio e femmina li creò, della Congregazione per l'Educazione Cattolica, con cui il Vaticano fa muro contro questa teoria, in voga da qualche anno. Una teoria che vuole destrutturare la famiglia, cancellare le differenze tra uomo e donna considerate come effetti del condizionamento storico-culturale. Sì ai progetti che lottano contro le discriminazioni, invece. Questo è anche il messaggio dell'ultimo libro, non di un bacchettone, ma di un filosofo ateo di sinistra, libertario, mangiapreti, autore del trattato di ateologia che ha venduto centinaia di migliaia di copie, Michel Onfray, autore adesso della nuova Théorie de la dictature. Onfray vi costruisce una teoria della dittatura, malleabile e plastica, appoggiandosi al George Orwell di 1984. Nel suo nuovo libro, pur appoggiando i diritti LGBT, afferma che siamo entrati in una società totalitaria che distrugge la libertà, abolisce la verità, nega la natura. Una società che assicura una sorveglianza continua, che uniforma l'opinione pubblica, in cui si pratica un linguaggio nuovo, unico, dove si cancella il passato e si riscrive la storia, si organizza la frustrazione sessuale, si igienizza la vita, si psichiatrizza il pensiero critico. E il gender è strategico in questa omologazione, in quel pensiero unico di cui parla anche il nuovo documento Vaticano. Mentre sempre dal Foglio va segnalato anche un altro articolo di Giulia Pompili: se le vignette politiche fanno arrabbiare qualcuno, meglio eliminarle. La versione internazionale del New York Times dice basta satira, addirittura. Di Olivier Blanchard c'è un articolo tratto appunto dal sito projectsyndicate.org, idea per cambiare il 3% europeo senza essere irresponsabili. E poi un altro pezzo di Valeria Manieri sul Foglio di oggi, così il populismo induce l'elite ad avvicinarsi al popolo. Parla Raghuram Rajan, già capo economista del Fondo Monetario Internazionale, governatore della Banca Centrale indiana, ora professore all'Università di Chicago. Ha pubblicato, edito da Bocconi in Italia, il libro Il terzo pilastro, la comunità dimenticata da Stato e mercati. Non possiamo rinunciare ai benefici della globalizzazione, dice Rajan, ma serve vicinanza alle persone e vale anche per i banchieri. Le banche centrali devono svolgere un delicato lavoro, a volte il dovere è di dire no alle insistenti richieste dei rappresentanti eletti dal popolo. I politici dovrebbero capire quando devono fermarsi. I banchieri dovrebbero spiegare che agiscono nell'interesse maggiore della nazione a lungo termine. Ma dal Foglio di oggi va segnalato anche l'articolo, siamo a pagina 3 dell'inserto, su come si fa un golpe giudiziario. In Brasile i giudici hanno fatto il regime change, hanno cambiato la guida politica a colpi di accuse. Presto altre sorprese. I magistrati violavano la legge, si scambiavano messaggi come adolescenti. Ora non sono in grado di smentire le chat che le inchiodano. L'inchiesta contro Lula e centinaia di persone ha creato un diritto di tipo nuovo con regole tutte sue, scrive il Foglio. Dal Foglio passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto apre con la sfuriata di Conte a Salvini: basta dipingermi come il nuovo Monti, se no ti sbugiardo, se non ho una piena delega sono pronto ad andarmene, dice il Presidente del Consiglio, che strapazza il capo leghista. E poi anche sul Fatto Quotidiano depistaggi su via D'Amelio, 2 PM indagati per calunnia, il caso Scarantino, sotto accusa gli ex magistrati di Caltanissetta, Palma e Petralia. Avevano condotto la prima inchiesta sull'attentato Borsellino. Alla procura sono arrivate 19 cassette con intercettazioni e interrogatori
del falso testimone. Intanto Mattarella è come Re Giorgio, PM di Roma, tutto da rifare, il nuovo procuratore verso il rinvio. Le ingerenze del capo dello Stato nella scelta del procuratore capo di Roma. Caos al CSM, slitta la nomina del capo di Roma, rinviata la scelta sul futuro procuratore della capitale, così come voleva il Quirinale, scrive il Fatto Quotidiano. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Qui Parlamento. E apriamo come di consueto la finestra del Qui Parlamento all'interno della nostra rassegna stampa in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Con noi stamani c'è Rebecca Frassini, deputata lombarda, bergamasca della Lega e componente della Commissione Bilancio e Tesoro della Camera. Buongiorno e grazie innanzitutto per essere con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, in primo piano in quanto riguarda i temi economici c'è ancora la questione dell'Europa e il rapporto, diciamo, dell'Europa rispetto all'Italia sui conti pubblici e dall'altra parte il Presidente del Consiglio Conte che in qualche modo dice sono io che devo condurre le trattative. Insomma, il suo commento su questa storia che si ripete costantemente dell'Europa che rimbrotta l'Italia, che dice cosa si deve fare e via dicendo. Sì, allora, ovviamente la fase è delicata, però siamo molto fiduciosi che si riesca a negoziare per il bene dell'Italia. Ricordo che anche in stesura di legge di bilancio a novembre era successo più o meno la stessa situazione, quindi il fantasma appunto europeo di una procedura di infrazione che poi comunque è rientrato perché si è riusciti a negoziare a vantaggio dell'Italia e del nostro paese. Io ricordo sempre che l'Italia è un contributore netto, quindi non si è mai visto insomma che chi paga e chi ha sempre pagato giustamente nei confronti dell'Europa insomma che si veda vessato essendo contributore netto, insomma, sarebbe un precedente piuttosto grave, anche perché è vero che noi abbiamo fatto una manovra anticiclica, una manovra coraggiosa, però sono tutte misure che comunque sono volte alla crescita del nostro paese e penso che l'Europa ci debba dare fiducia in tal senso. Dall'altra parte adesso c'è la questione numero uno, quella del taglio delle tasse, no? Che sì, è un obiettivo più volte ribadito oggi anche da Matteo Salvini nell'intervista che abbiamo letto stamani sul Quotidiano Nazionale. Pare che si sia raggiunto anche, se mai ci fosse stato un disaccordo, l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Ora serve il drastico taglio delle tasse. Che significa esattamente cosa? Allora, noi l'abbiamo sempre detto, il punto focale dell'azione di governo che riguarda soprattutto la Lega è riuscire ad avere finalmente la flat tax, la tassa piatta al 15%, che è importantissima. Abbiamo visto anche gli aspetti positivi che ha avuto in America con Trump. È una tassa piatta necessaria per far ripartire i consumi, per far sì che le nostre aziende riescano a produrre di più e quindi a creare anche più occupazione. Quindi sicuramente sarà un punto focale dell'azione di governo che sarà in manovra di bilancio. Ecco, a proposito di manovra di bilancio, secondo lei, visto che è nella Commissione Bilancio, ci sono differenze di impostazione sensibili, radicali tra Lega e 5 Stelle? No, diciamo che sia Lega che 5 Stelle hanno ben chiaro che in questo paese si debba
fare un cambio di rotta, quindi cercare di far ripartire i consumi, di concentrarsi sulla domanda interna e soprattutto, allora, se la prima fase è stata quella appunto dell'anno scorso, si è dovuti appunto concentrarsi sulle emergenze anche sociali, vedi reddito di cittadinanza e quota 100, è innegabile che nella fase 2 del governo, quindi nella prossima manovra di bilancio, ci si debba concentrare assolutamente sulle imprese, quindi su tutta la parte economica e sul tessuto imprenditoriale del nostro paese, per rilanciare appunto l'occupazione e i consumi interni. Questo per quanto riguarda l'economia, mentre la giornata di oggi, leggendo i giornali, ci riporta anche a un altro tema, quello della sicurezza. Il decreto sicurezza bis è stato approvato si tratta sostanzialmente di mettere il punto su alcune norme che erano già state approvate in precedenza, in particolare la questione riguarda anche le navi che non rispettano gli ordini impartiti dalle autorità italiane, no? Soprattutto quello, la questione delle multe verso chi salva vite umane era una sciocchezza, la definisce Salvini in intervista oggi al Quotidiano Nazionale, perché nessuno punisce chi salva uno che sta affogando. Le sanzioni sono contro i proprietari delle navi che non rispettano le regole di navigazione internazionale. Peraltro ci sono anche altre disposizioni per i violenti nelle manifestazioni pubbliche. Insomma, c'era la necessità di fare il punto a un provvedimento che era già stato molto discusso. Non credo che su questo provvedimento ci saranno altrettante polemiche, o no? No, anche perché è un provvedimento di assoluto buonsenso, un provvedimento che noi ovviamente portiamo con molto orgoglio. Peraltro Matteo Salvini aveva già pronto questo decreto prima anche delle elezioni europee, quindi era fortemente voluto e soprattutto necessario per questo Paese. Ricordo peraltro che sono previsti nel decreto 28 milioni anche per la spesa dell'esecuzione delle pene dei condannati in via definitiva, tipo nella sola città di Napoli ce ne sono circa 12.000. Quindi insomma, oltre a questo è necessario appunto regolamentare e inasprire appunto le sanzioni anche per chi agisce ad esempio con i caschi, con i bastoni contro le forze dell'ordine. Quindi è un decreto che all'interno ha tanti aspetti che sono di assoluto buonsenso e necessari. Ecco, l'altra notizia del giorno riguarda la questione delle cassette di sicurezza. Ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza fermi e soldi tenuti sotto al materasso. La proposta è quella di farli emergere magari anche sulla scorta della pace fiscale, del concetto di pace fiscale, cioè far riemergere il denaro contante fermo nelle cassette. Su questo ci sono le aperture dei giornali di oggi che parlano di tassa sui soldi nascosti. Più che tassa sarebbe l'equivalente dell'emersione, diciamo così, della pace fiscale? Sì, è un'idea. Ovviamente ci sarà da discutere a riguardo, però il concetto è molto semplice. Fondamentalmente si vanno a tassare questi risparmi sommersi e in questo modo si invoglierebbe a reiniettare nell'economia reale appunto questi soldi che sono stimati peraltro intorno ai 200 miliardi, quindi è tanto e questo andrebbe appunto ad iniettare nell'economia reale appunto soldi che andranno sicuramente a vantaggio appunto ovviamente delle nostre imprese. Ecco, intanto la Camera questa settimana sta esaminando il decreto sblocca cantieri. A che punto siamo, Frassini? Sì, siamo a buon punto, contiamo di chiuderlo entro questa settimana. È peraltro una grandissima vittoria per l'Italia e per gli italiani il decreto sblocca cantieri, anche perché finalmente il governo ha messo la fiducia, Lega, no? Il governo ha messo la fiducia. Esattamente. Oggi alle 18:30 ci sarà appunto la votazione della fiducia e è un grande successo perché finalmente per 2 anni, perché ovviamente questa è una prova, perché poi il governo tra 2 anni farà un resoconto di come è andata questa sperimentazione, per 2 anni verrà sospeso il codice degli appalti e questo finalmente potrà andare a vantaggio appunto della riapertura dei nostri cantieri fermi da anni, ce ne sono tantissimi in Italia
fermi e quindi lo sblocca cantieri va in questa direzione, riaprirli, creare quindi nuova occupazione e finalmente far ritornare l'Italia a viaggiare alla giusta velocità. Ecco. Bene, allora io ringrazio per questo piccolo focus che è all'interno della rassegna stampa, per il cui Parlamento Rebecca Frassini, deputata della Lega in Commissione Bilancio alla Camera. Grazie mille. Grazie a voi. Ci sarebbe da dire, ma l'abbiamo letto prima in rassegna stampa, che la trasmissione Report dell'altra sera ha cercato di riciclare una serie di accuse nei confronti del tesoriere della Lega Centemero, che è anche presidente della Commissione Finanze della Camera e che è impegnato ora nel decreto crescita, di cui parleremo per altri motivi tra poco. Lei, ho visto sulla sua pagina Facebook, ha riportato un'intervista all'Eco di Bergamo molto lunga e chiara, che è stata pubblicata domenica scorsa, e la nota dello stesso tesoriere Centemero sulla questione delle accuse che gli vengono puntualmente rivolte. Abbiamo letto la sua nota appunto in rassegna stampa. Che impressione le fa questa sorta di tentativo da parte di un singolo gruppo editore, tra l'altro, no? Il gruppo L'Espresso, Repubblica, ripreso in questo caso sostanzialmente alla lettera da Report su questa vicenda qua? Guardi, io conosco molto bene Giulio Centemero, oltre al fatto che appunto, come giustamente ha detto lei, è relatore del decreto crescita, un ottimo relatore, un'ottima persona, e metterei non una mano, 10 mani sul fuoco proprio a difesa di Giulio, perché non entro troppo nel merito della vicenda perché ci sarebbe veramente molto da dire, ecco. Quindi mi limito al fatto che sono sicura che si chiariranno tutti gli aspetti, perché su Giulio Centemero veramente si potrebbero mettere 10 mani sul fuoco. Bene, allora io ringrazio davvero Rebecca Frassini, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Qui Parlamento. Rientriamo adesso brevemente in rassegna stampa, giusto perché riprendere il filo. Eravamo rimasti al Fatto Quotidiano, dal quale vi segnalo un articolo di Virginia Della Sala sul Fatto Economico, a pagina 15, sul petrolio lucano. Tempa rossa, lo stop del CIPE che frena un'opera già in affanno. Effetto antitrivelle. Il centro di prima lavorazione del greggio lucano è ostacolato da mesi, tra permessi e prescrizioni mancanti. Total non commenta, Palazzo Chigi rimuove la pubblica utilità. No comment dell'azienda. Il secondo centro oli della Basilicata non parte perché mancano le autorizzazioni. Molti lavoratori dei cantieri sono a casa, scrive il Fatto Quotidiano, dal quale vi segnalo anche il commento di Francesco Ronchi su Ferrara. La Lega vola nel deserto rosso. Diranno che la caduta di Ferrara è un fatto locale, un incidente di percorso in un'Emilia in cui il centro-sinistra resiste. La presa leghista della città di Ferrara è anche il frutto di dinamiche irriducibilmente ferraresi. Bastava parlare con le migliaia di ferraresi che hanno perso i risparmi nel fallimento della locale cassa di risparmio, o camminare tra gli spacciatori nigeriani nel quartiere Gad per capire che dopo 75 anni l'ora del tramonto rosso era arrivata. Fragilità economica, insicurezza, immigrazione, il terreno di coltura della Lega. Ma qui c'era il deserto del PD, scrive Francesco Ronchi. Con ciò lasciamo il Fatto. Vi segnalo da Avvenire l'apertura. A Bologna trasferiti all'improvviso 180 immigrati dall'hub cittadino. Proteste, nel decreto sicurezza bis intanto multe alle navi con naufraghi che non obbediscono. Salvini conferma la linea dura mentre arriva la cittadinanza ai 3 ragazzi eroici del bus di Crema. In Brasile invece un dossier ora accusa, dai giudici complotto anti-Lula. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dalla difesa di Lula ad aprile. Il cambio di programma è avvenuto dopo la pubblicazione da parte del portale di inchiesta The Intercept dei messaggi scambiati tra il 2015 e il 2018 tra Sergio Moro, ex giudice, ministro della giustizia, e i PM dell'indagine Lava Jato. L'articolo 254 del Codice Penale proibisce che un magistrato giudicante indirizzi le parti. Nelle conversazioni diffuse, Moro, chiamato a giudicare gli imputati, sembra dare suggerimenti ai colleghi dell'accusa. A proposito di magistrati, anche sul quotidiano Avvenire c'è la storia incredibile del depistaggio per l'indagine Borsellino.
Nuovo colpo di scena, lo definisce Avvenire. Nel mirino della procura di Messina i magistrati Petralia e Palma, indagati gli ex pubblici ministeri. Mentre sempre da Avvenire, pagina degli esteri, il Sahel, polveriera jihadista, una nuova strage in Burkina Faso. Gli jihadisti all'opera, almeno 19 persone uccise, 13 ferite in un assalto armato nella città settentrionale di Arbinda, sospetti sulle sigle islamiste che spesso sconfinano dal Mali e sfruttano le rivalità etniche per il reclutamento, scrive Avvenire. Dal giornale invece, ipotesi patrimoniale, folle idea tassare i risparmi nelle cassette di sicurezza degli italiani, mani nelle nostre tasche. E poi un fatto sottolineato da Fausto Biloslavo: a Trieste boicottaggio, gli intellettuali chic hanno paura di una statua di D'Annunzio. Le statue di Svevo, Saba e Joyce sì, quella di Gabriele D'Annunzio no. La miccia per bloccare il Vate, accesa dal PD, è alimentata dalla solita intelligenza politicamente corretta, scrive il giornale. Fausto Biloslavo in prima pagina. Mentre, sempre rimanendo alle prime pagine, uno sguardo veloce lo diamo anche a Italia Oggi, che si occupa di un assaggio di riforma fiscale. Cosa si riferisce Italia Oggi? Ad alcune novità in tema di fisco: le dichiarazioni dei redditi che slittano al 30 novembre, registri contabili in formato elettronico senza più obbligo di stampa, fisco obbligato al contraddittorio subito dopo l'accertamento, emissione della fattura elettronica entro 12 giorni, rottamazione ter delle cartelle che riapre. Sono queste alcune delle novità votate in Commissione Finanze della Camera come emendamenti al decreto cosiddetto crescita. Intanto io do il benvenuto e il buongiorno a Maurizio Bolognetti, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno innanzitutto Maurizio. Buongiorno a te Giulio e buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Allora, abbiamo parlato del decreto crescita e ne riparliamo subito tra poco. Intanto però ti chiedo come stai e che cosa hai deciso di fare tra ieri e oggi? Come sto? Sto ovviamente provando a recuperare un po' di energie. Ieri ho deciso di sospendere per un po' e spero anche a lungo, a dire la verità, se le cose andranno come penso, di sospendere l'iniziativa non violenta, che era giunta al 97° giorno complessivamente, e mi sembra di aver visto questa mattina, non possiamo che rallegrarcene, che c'è stato un emendamento presentato ieri dalla Lega proprio al decreto crescita. Era esattamente quello che stavamo chiedendo. Ovviamente adesso a questo punto si tratta chiaramente di far convergere tutti su questo emendamento, e se così sarà credo che la vicenda potrà dirsi felicemente conclusa, mettiamola in questo modo. Ecco, allora, l'emendamento della Lega al decreto crescita lo ha riportato anche qualche testata giornalistica, lo trovate anche la notizia, la trovate anche online appunto. L'emendamento della Lega al decreto crescita eviterebbe i guai per Radio Radicale di cui abbiamo parlato in questi giorni. Tutto dipende dal voto in commissione tra oggi e domani, certo, sostanzialmente, no? Certo. Le prossime ore dunque sono molto importanti e la Lega ci ha provato. Ricordare anche chi l'ha presentato, credo che siano Massimiliano Capitanio e Alessandro Morelli, esatto, che è stato anche il nostro direttore qui alla radio, quindi la Lega ci prova, Massimiliano Capitanio. Quindi è uno che conosce insomma la materia. Insomma, il punto adesso è se i 5 Stelle voteranno sì. Io spero proprio che questo avvenga. Vediamo. Mi auguro che non ci siano, diciamo così, sgambetti da questo punto di vista. Ma del resto nell'intergruppo parlamentare qualche esponente pentastellato pure c'è. Mi era sembrato di cogliere delle differenze anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Stamattina un folto gruppo di parlamentari, di cui fanno parte anche esponenti della Lega, consegnerà, credo al Presidente del Consiglio Conte, le circa 170.000 firme di cittadini che hanno sottoscritto questa petizione per la vita di Radio Radicale. Io sono
moderatamente fiducioso. Intanto c'è da prendere atto che le cose, almeno questo step, è andato esattamente nella direzione auspicata. Di questo non possiamo che credo occorre anche dire grazie agli esponenti della Lega che su questo si sono impegnati e su questo hanno lavorato in sede di commissione. Beh, in sostanza la Lega ha preso una posizione chiara sul punto, no? C'è poco da su questo non c'è dubbio. Da girarci. Chiara di così era stata anticipata, lo ricordiamo, dalle dichiarazioni di Giorgetti, chiarissime, dalle dichiarazioni del ministro Salvini, anche quelle direi fin troppo chiare. Poi c'era stata la presentazione di un emendamento da parte di Massimiliano Capitani, avevamo ascoltato credo anche Borghi, con il quale ho avuto la possibilità di chiacchierare, di confrontarmi proprio nella tua trasmissione. Sì, mi sembra di poter dire che la posizione della Lega sia stata chiarissima, ed questa posizione, questa rotta è stata mantenuta anche attraverso la presentazione di questo emendamento. Quindi adesso tocca agli uomini di buona volontà, tutti, evidentemente, convergere su questo emendamento, perché si tratta di garantire la possibilità che Radio Radicale continui a trasmettere in attesa poi che ci sia questa gara. Si tratta di garantire la non interruzione di un servizio pubblico anche nella direzione richiesta dall'autorità per la garanzia delle telecomunicazioni, dopodiché si terrà la gara e vedremo come andrà a finire questa benedetta gara. Ma intanto c'era da procedere in questa direzione. Bene, vediamo le prossime ore cosa ci riserveranno. Intanto io, se puoi, ti chiedo una cortesia, mi saluti Calenda. Ecco, vedo infatti che Calenda perché ha occupato la mia mattinata. Esatto, ci vuoi spiegare un pochino il perché? Per quale motivo? Ma insomma, io ho l'impressione che ci sia gente che continua a salire in cattedra, a impartire lezioni a destra e a manca, confidando su cosa? Sull'assenza di memoria rispetto al ruolo esercitato su alcune vicende. Che Calenda impartisca lui, che credo sia passato anche attraverso, come si chiamava quel movimento montiano, insomma, ha ottenuto un grande successo elettorale, non ricordo, poi è stato ministro dello sviluppo economico, insomma ci ha regalato pagine non esattamente esaltanti il nostro caro ministro, anche sulla stessa Ilva ci ha regalato pagine non esaltanti. Beh, io ripeto, sto parlando di Calenda magari per parlare un po' dei troppi senza memoria di cui leggiamo dichiarazioni un tanto al chilo in questi giorni sulla Whirlpool o su non so cos'altro. Non credo che abbia brillato il ministro Calenda, ecco, mettiamola così. Di sicuro è quel ministro che nel settembre del 2017, per esempio, per dirne una, ha garantito l'estensione dell'immunità penale per l'Ilva, e quindi la licenza di poter inquinare senza pagare dazio fino al 2023. Quindi ecco, quando raccontiamo le cose, insisto, raccontiamole tutte e per intero, altrimenti rischiamo di favorire atteggiamenti tartufeschi, la metterei così. Ecco, a proposito, per questo. È un esemplare di un tipo umano fin troppo diffuso in noi. A proposito di memoria e di verità storica e di fatti, il tuo lavoro sulla questione del petrolio lucano, lo ricordo, si è condensato anche in libri, naturalmente, Buchi per terra, Le mani nel petrolio, per citare gli ultimi due, e una serie di attività politiche e giornalistiche. Allora oggi abbiamo letto in rassegna stampa ancora un articolo sul Fatto sul Fatto Quotidiano su Tempa Rossa, no? Sì. Lo stop del CIPE, l'opera in affanno, gli ostacoli, i permessi, le prescrizioni mancanti, la burocrazia e il no comment della Total, l'azienda che non commenta. Palazzo Chigi rimuove la pubblica utilità. Facciamo il punto anche su questa questione dell'ambiente e del petrolio in Lucania, perché mi sembra il minimo, diciamo, dal tuo punto di vista, e per onorare la tua storia. Sono stati firmati dei contratti, mettiamolo in questo modo. Temo che questi accordi dovranno essere, dico temo,
dovranno in un qualche modo essere rispettati. Io posso solo esprimere l'auspicio che non si vada oltre quello che è già stato pattuito. Di certo in passato, ma quando dico in passato non mi riferisco a 6 mesi fa o a un anno fa, ma mi riferisco agli anni 90, sono state fatte scelte che personalmente non avrei fatto. Per esempio la decisione di ubicare uno stabilimento a rischio incidente rilevante per le direttive Seveso a ridosso di una diga non è stata scelta felice e brillante. Parlo del centro olio Valdagri, la cui proprietà è in capo alla joint venture Eni Shell. Parlo della scelta di autorizzare attività estrattive a ridosso in aree che sono ricche di sorgenti, di acque, in aree sensibili dal punto di vista idrogeologico, in aree a rischio sismico. Penso che a poca distanza dalla diga del Pertusillo è stata autorizzata addirittura la reiniezione delle acque di strato, ma nel 2006 però, e secondo me anche in aperta violazione di alcune norme dello Stato. Però ecco, il tutto va declinato e raccontato come deve essere raccontato, e non guardando l'ultimo mese, gli ultimi 2 mesi, gli ultimi 4 mesi, gli ultimi 5 mesi, perché sennò di volta in volta corriamo il rischio che questa vicenda petrolifera venga utilizzata da qualche simpatico ragazzo, si fa per dire ragazzo, semplicemente come corpo contundente da sbattere sulla testa del nemico di turno che si vuole abbattere. O la raccontiamo per intero, o la raccontiamo bene, o la raccontiamo tutta, possibilmente provando anche a chiederci come fare per mitigare i danni pregressi e quelli che potenzialmente potrebbero crearsi in futuro. Tempa Rossa purtroppo sono intervenute degli accordi e delle autorizzazioni. Temo che prima o poi quei 50.000 barili di greggio verranno estratti in omaggio a questi accordi intercorsi. Lì sicuramente, già a partire dagli anni 90-2000, le attività di ricerca e le perforazioni effettuate e quant'altro hanno creato dei problemi. Un esempio su tutti, il fatto che c'è un sito inquinato perché lì hanno stoccato in maniera non proprio accorta fanghi petroliferi e la contaminazione è andata oltre il perimetro del sito. Ecco, noi abbiamo provato a raccontare anche questo con un occhio attento alle matrici ambientali, ma semplicemente perché siamo animati dal desiderio di tutelare il nostro territorio, la terra in cui viviamo, di questa regione bellissima che è la Basilicata. A me non resta che rivolgerti di nuovo l'invito, ed è quasi una minaccia la mia: vieni in Basilicata e ti farò vedere che nonostante tutto, perché noi non buttiamo a mare il bambino con l'acqua sporca sì, ma il bambino ce lo teniamo, quanto è bella questa regione e quanto è bella questa terra, anche la Val d'Agri delle attività di estrazione di idrocarburi. Allora, siamo partiti quest'oggi nella nostra conversazione, Maurizio, con l'emendamento della Lega al decreto crescita per Radio Radicale, no? In particolare Massimiliano Capitanio, ma anche Alessandro Morelli, che è presidente pure della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera. Sì. E vedremo appunto se l'emendamento verrà approvato dalla maggioranza. Tu che previsioni fai, dai? Non te lo so dire onestamente, ma credo anch'io di potermi dichiarare ottimista, perché mi pare di capire che insomma questo lavoro e anche la tua azione, no? Per quanto magari negletta da qualcuno apparentemente, in realtà sia stata molto efficace, un'azione molto intensa e molto appunto radicale, permettimi di dirlo, no? Ma nel senso iperproduttivo di questa parola, nel senso pieno di questa parola, un'azione che ha posto le questioni con radicalità, giusto appunto, perché di questioni importanti stiamo parlando. Allora, siamo partiti da lì, adesso non abbiamo più tempo, magari ne riparliamo domani, perché c'è un altro item, un altro punto che la Lega va ribadendo in questi giorni e che ha a che fare anche con tanta della tua e nostra attività, anche giornalistica, ovvero la questione della riforma della giustizia, della magistratura. Ma ne parliamo domani? Dobbiamo parlarne assolutamente, spero che su questo ci si possa confrontare a tutti i livelli con gli esponenti della Lega, perché mi sembra che le posizioni che stanno esprimendo portino in una direzione che personalmente, ma credo in generale,
mi sta molto a cuore. Bene, è un tema da affrontare. Ne riparliamo, intanto io ti saluto, grazie a Maurizio. Un abbraccio Bologna. a te e grazie. E viva Radio Padania, viva Radio Radicale. Benissimo, a domani. Noi ci sentiamo invece tra poco con Sulla Notizia, oggi in buona parte occupata però da una conferenza stampa importante, quella che ha tenuto Matteo Salvini con il Premier Conte e il sottosegretario Giorgetti, presentando il decreto sicurezza bis. Intorno alle 9.50 la manderemo in onda e l'ascoltiamo tutta. Ma intanto tra poco invece ritorniamo un po' alla rassegna stampa, un po' i vostri commenti sui fatti principali. Flash, oggi a Flash, se riuscite a condensarli proprio in 5-10 secondi, facciamo una serie di opinioni / iniezioni per massimizzare il tempo a nostra disposizione. Il tempo della giornata, come sapete, è quello che è, e quindi oggi è il giorno del decreto sicurezza, partiamo da lì. Poi nel corso della giornata vedremo le altre questioni di attualità. Insomma, tra poco ci risentiamo con Sulla Notizia. Senza troppe sigle, andiamo subito al dunque. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò